Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Agricoltura di Sera. Tanti le cose, gli argomenti che affronteremo in queste 2 ore insieme. Parleremo di fotovoltaico, parleremo di mare, parleremo di pesca, parleremo anche di api con un fatto di cronaca e poi l'acqua e ancora la montagna e le malghe, per finire poi alcune novità per quanto riguarda i gruppi di azione locale, perché una puntata dedicata come sempre sia ai professionisti del settore, quindi agli agricoltori, ma anche ai consumatori, perché ricordiamoci sempre che i soldi servono per mangiare, ma i soldi non si mangiano. E poi, l'oggetto misterioso di questa settimana. E con questo suono cominciamo la puntata. Si caratterizza per la scelta della Giunta regionale in tema fotovoltaico l'ultima settimana di maggio dell'agricoltura veneta. 28.479 ettari in pannelli che entro il 2030 dovranno produrre quasi 6.000 nuovi gigawatt per rispondere alla normativa europea sulle fonti rinnovabili dei singoli paesi. L'individuazione dei siti sarà effettuata in base al PIZAT, ovvero i piani di individuazione zone di accelerazione terrestri, riaccendendo il dibattito sulla possibile sottrazione di suolo all'agricoltura. Per la cronaca, da registrare la moria di 20.000 api nella Marca a causa di un trattamento chimico non dichiarato pare su un frutteto. A Fregona la disperazione di un'apicoltrice e la rabbia del sindaco che ha chiesto alle forze dell'ordine approfondite indagini per individuare e sanzionare pesantemente i responsabili. Per l'economia, da segnalare a Susegana il primo grande stabilimento industriale per dealcolare il vino, una struttura avviata dopo lo sblocco ministeriale che produrrà fino a 7 milioni di bottiglie l'anno, lavorando oltre 20.000 litri di vino al giorno per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Dal settore enologico a quello della carne e del latte, con l'Assemblea degli allevatori del Veneto di Arav. Nella relazione del presidente Floriano De Franceschi, la fotografia di un settore che nel rinnovamento cerca una soluzione alla crisi. Più precisamente, il costo dei fertilizzanti ha fatto registrare un incremento di oltre il 60% dal 2020 agli inizi del 2026. Poi solo nell'ultimo anno si registrano aumenti insostenibili che vanno dal più 83,48% al più 84,42% per l'urea agricola. Un quadro, ha concluso De Franceschi, che ci fa comprendere l'esigenza di ottimizzare, razionalizzare ed elevare la produttività delle nostre aziende. Dati allarmanti mentre in montagna torna la stagione delle malghe e dove a sorpresa, e nonostante norme e limitazioni, cresce la presenza di giovani casari. Un segnale positivo, mentre a Pedavena la CIA ha fatto il punto sulla quotidianità di chi vive in montagna con l'assemblea dei pensionati. Sanità e servizi per anziani, ma soprattutto per giovani coppie, la richiesta alle istituzioni per frenare l'abbandono ormai stabile sul 3% annuo. Dalla montagna al mare, con la 2 giorni di Pescagri a Rosolina, pescatori ma soprattutto itticoltori che si stanno reinventando dopo il disastro del granchio blu. Così sta crescendo l'allevamento dell'ostrica rosa, ma anche di un'altra varietà già ribattezzata Serenissima. E c'è già chi lancia la sfida ai francesi: meglio le ostriche dell'Atlantico con lo champagne o quelle dell'Adriatico con il prosecco superiore? Questi dunque gli argomenti di questa puntata che approfondiremo in studio e in collegamento. Allora cominciamo con lo studio, con gli ospiti questa sera con noi. Abbiamo Valerio Nadal, presidente di Condifesa, ma soprattutto viticoltore e agricoltore, orgogliosamente. E poi invece Davide Feletti, che è invece apicoltore e fratello di agricoltore e viticoltore, peraltro. Buonasera. E poi in collegamento abbiamo il nostro Fabrizio Stelluto, che seguirà con noi la puntata, e poi naturalmente i tuoi commenti, i tuoi suggerimenti saranno importanti. Magari verifichiamo il microfono, vediamo se ti sentiamo. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Cominciamo subito col primo argomento, ovvero il fotovoltaico. Abbiamo con noi in collegamento l'assessore Marco Zecchinato. Buonasera Assessore. Sì, buonasera a tutti. Allora Assessore, intanto ci vuole raccontare un po' di più di questo PIZAT? Questo PIZAT è un piano che abbiamo adottato in giunta regionale come piano preliminare insieme a un rapporto ambientale che
ne illustra appunto gli impatti e le valutazioni e le analisi di tipo ambientale. È un piano sostanzialmente che va ad individuare delle aree di accelerazione, perché la normativa nazionale ma anche la normativa europea ci consentono di individuare delle aree diciamo idonee a tal punto da costituire delle aree dove vogliamo accelerare l'installazione di pannelli. Noi intendiamo accelerare l'installazione di fotovoltaico dove si può, quindi in aree vocate, in aree che non vadano ad invadere eccessivamente terreni agricoli piuttosto che aree di alta valenza ambientale, e quindi con questo piano di accelerazione diamo delle indicazioni per rendere appetibili delle aree che hanno diciamo una vocazione particolare. Penso quindi ad esempio a delle aree a ridosso dei sedimi autostradali, penso alla superstrada pedemontana, oppure nelle aree dove abbiamo grandi superfici, quindi a parcheggi intermodali, parcheggi di porti, aeroporti, penso ai siti degradati o alle aree di bonifica, alle stesse aree industriali di una certa dimensione dove potremmo installare pannelli sia su tetti sia su aree libere, penso anche qui sempre a parcheggi, comunque aree scoperte, dove possiamo comunque installare pannelli senza andare ad invadere terreni agricoli. Quindi lo scopo nostro è consentire velocemente di arrivare ai 5,8 gigawatt di installazione di pannelli fotovoltaici e altre fonti rinnovabili per arrivare ai 5,8 gigawatt, ma di farlo senza andare ad invadere il terreno agricolo. Ecco, esatto. Questo è lo scopo. Quindi abbiamo adottato questo piano che adesso avrà un iter particolare, insomma, quindi un iter che magari se vuole poi posso illustrare. Ecco, no, abbiamo chiesto il collegamento con lei proprio perché intanto volevamo avere rassicurazioni ai nostri agricoltori, soprattutto nella zona del Polesine. Più tardi avremo il presidente di CIA Rovigo, Henry Faccini, che è molto preoccupato sull'utilizzo di terreni agricoli che in questo momento rendono molto poco da convertire a fotovoltaico o agrivoltaico. Quindi la rassicurazione, insomma, che questo PIZAT non andrà a incidere sulla produzione agricola. E poi per capire dal mondo agricolo se ci possono essere opportunità, nel senso io ho una stalla, ho un capannone dove metto gli attrezzi agricoli, avrò qualche incentivo per poter montare il fotovoltaico? Beh, in questo caso con il piano, con il PIZAT, diciamo uno strumento di programmazione e pianificazione che noi sfruttiamo per rendere più appetibili queste aree rispetto ad altre e per dare delle opportunità a chi vuole installare certi impianti che avranno degli sgravi, diciamo dal punto di vista amministrativo, quindi con una semplificazione, non faranno le procedure di valutazione di impatto ambientale perché le farà già la regione, quindi saranno veramente agevolati da questo punto di vista. Sui capannoni e chiaramente per le attività agricole già ci sono stati degli incentivi legati all'agrisolare, legati appunto anche a delle misure nazionali, a misure europee, quindi anche con il piano, con il complemento di sviluppo rurale. In questo caso il piano non va a prevedere degli incentivi economici, è più volto a individuare delle aree dove accelerare e a tutelare. Va anche detto, all'onore della cronaca, che la normativa nazionale comunque individua delle aree idonee, e queste aree idonee diciamo, consentono di installare l'agrivoltaico e quindi legato al settore agricolo, e lì noi non possiamo porre dei limiti, cioè da un lato con questo piano di accelerazione rendiamo più appetibili delle aree che già la norma nazionale considera idonee, di fatto rimangono idonee. Stiamo lavorando un ulteriore provvedimento legato alle aree idonee, sempre come regione, quindi con gli strumenti che abbiamo stiamo cercando di operare. È chiaro che anche con la legge del 2022 che avevamo approvato nella precedente legislatura si cercava di agevolare chi installa pannelli ad esempio sugli allevamenti, sui tetti, così come per l'industria. Insomma, noi abbiamo sempre cercato di agevolare e di semplificare l'attuazione di questi interventi, e sempre lo faremo perché è la cosa più intelligente da fare, e anche che possano creare un reddito aggiuntivo per gli agricoltori, chi fa agricoltura. Quindi tradotto, praticamente voi non potete fermare chi vuole montare l'agrivoltaico, ma cercate di agevolare al massimo che si vengano a utilizzare le aree marginali, rendendole più appetibili rispetto ad esempio a un investimento direttamente sulla terra, insomma. In questo momento sì,
ovviamente concordiamo con gli agricoltori che talvolta gli impianti possono creare, occupare terreno agricolo che altrimenti potrebbe essere sfruttato meglio, e per cui su questo comunque continuiamo a lavorare, ma gli strumenti che abbiamo sono questi. Bene, grazie Assessore, grazie del suo prezioso tempo, così abbiamo cercato di rendere un po' più chiara questa normativa, questa nuova delibera da parte della Giunta regionale, e buon lavoro per i prossimi giorni. Allora vado in studio velocemente con Valerio Nadal per un primo commento, e poi ho già visto in collegamento Henry Faccini direttamente dal Polesine, perché i polesi sono molto preoccupati. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi fa piacere sentire l'assessore che diceva cerchiamo di tutelare ciò che produce il cibo, cioè tuteliamo i nostri territori, i nostri terreni, che è il settore primario. Io nella mia esperienza direi che io ho una cantina e li ho installati dappertutto fotovoltaico, e non sto installando ancora. Ci credo, è un'energia pulita, è un'energia che mi ha permesso anche di risparmiare nei momenti difficili, però condivido anche che ci sono degli spazi dove poterli anche occupare, che sono quelle piccole particelle residuali. E mi riferisco anche a quelle aree che sono limitrofe o perimetrali magari alle strade o qualche altro, che si potrebbero, sempre nei limiti della sicurezza, installare degli impianti che effettivamente potrebbero darci quella fornitura importante e necessaria anche per il settore. Però lei in un'area, diciamo così, privilegiata adesso per via della produzione del prosecco, però ad esempio adesso Henry Faccini, presidente di CIA Rovigo, nonché presidente di Pescagri, parleremo proprio di questi due temi, l'abbiamo voluto in collegamento perché lui invece ha il Polesine, dove il cereicolo praticamente non dà da vivere, vero Presidente? E quindi molti lì si stanno convertendo al fotovoltaico, per non dire all'agrivoltaico, vero Presidente? Verissimo, tanto buonasera ai telespettatori di Media Nord-Est. Sì, Lucio, stavi dicendo qualcosa di estremamente vero. Abbiamo un territorio estremamente fertile e produttivo, che però nell'ultimo periodo storico è poco remunerativo, diciamo così, per una serie di congetture politiche innanzitutto, e anche climatiche, biologiche, quindi effettivamente può sembrare un'opportunità l'investimento a fotovoltaico, purché esso insomma non vada a ridurre quelle che sono le superfici fertili, produttive, che possono produrre cibo. Ma il problema è che lì molti invece, non trovando soldi sulla produzione dei cereali, si stanno convertendo. Qualcuno mi dice nelle vostre zone, dice è molto meglio dare per un certo numero di anni in affitto il terreno, mettere giù agrivoltaico o fotovoltaico, i soldi sono sicuri, mentre qui col mais o il frumento si prende poco o nulla. Esattamente, questa congettura appunto innesca un meccanismo anche speculativo, dove effettivamente il basso prezzo degli appezzamenti agricoli induce i nostri agricoltori a, diciamo così, ad optare per soluzioni diverse che vanno in questa direzione. Non siamo assolutamente contrari a quella che è una transizione energetica green, ma va fatta con intelligenza, con lungimiranza e soprattutto con una visione che vada al di là del mero aspetto diciamo così transitorio energetico, ma che permetta comunque di trovare delle soluzioni che siano in equilibrio con la sostenibilità soprattutto ambientale. Ecco, vorrei avere, se fosse possibile, Francesco in regia con Mattia Pizzaia, anche il nostro Fabrizio Stelluto, perché so che lui, tra l'altro, avendo contatto diretto molte volte con i consorzi di bonifica, si è trovato ad affrontare il tema dell'energia e anche del fotovoltaico in alcune zone. Mi viene in mente le aree vicine ai bacini di laminazione. Fabrizio, il tuo punto di vista sul tema del fotovoltaico? Allora, il mio punto di vista è simile a quello che hanno detto i tuoi ospiti. Io credo sempre sia necessario un postulato: l'agricoltura produce cibo e poi crea anche ambiente. Partiamo sempre da questa considerazione, quindi ogni centimetro che sottraiamo all'agricoltura è un centimetro in meno per la qualità della nostra vita.
Detto questo, è chiaro che ci sono delle esigenze, però tanto per farmi qualche nemico in questa trasmissione, se non ci sono regole chiare, è sempre valido il motto contadino scarpe grosse e cervello fino, vale a dire che se guadagna molto di più a mettere giù pannelli fotovoltaici lo fa ed è poco condannabile. C'è però una logica che deve essere complessiva, perché nel momento in cui c'è meno terreno agricolo non è solamente una questione di produzione, è una questione di ambiente, di manutenzione del territorio e di tante cose di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, vale a dire il valore ecosistemico dell'agricoltura. Quindi va bene l'agricoltura e la regione a puntare ad aumentare la produzione di energia rinnovabile anche da fotovoltaico, però ci vogliono regole stringenti, perché altrimenti rischiamo di depauperare il nostro territorio. Come sempre però, sottolineo, manca una visione d'assieme, perché finora quanto abbiamo detto, ad esempio, non prende in considerazione il fotovoltaico galleggiante. Perché lo dico? Perché è strettamente connesso alla necessità di avere nuovi bacini, nuovi invasi per raccogliere l'acqua. Allora, se si desse vita al piano invasi, come viene richiesto da tempo a livello nazionale, sia dai consorzi di bonifica che da Coldiretti, dalle organizzazioni professionali agricole, potremmo mettere insieme due esigenze, quelle di avere acqua nei bacini e contestualmente appunto poter poggiare i pannelli solari galleggianti che produrrebbero l'energia fotovoltaica. E anche qua è sempre una questione d'assieme. Ultima virgola che riguarda proprio i consorzi di bonifica, a proposito di energia, non si capisce come mai ai consorzi di bonifica non sia permesso di utilizzare completamente l'energia che producono. Dopo una lotta è stato permesso di consumare la cosiddetta produzione in loco, vale a dire laddove c'è il pannello fotovoltaico e c'è anche un impianto idraulico, lì si può usare l'energia prodotta, ma non la si può trasportare da un impianto ad un altro, bisogna venderlo al gestore e poi ricomprarlo, ovviamente ad un prezzo maggiorato. E chi è che paga questo? In questo caso i consorziati, vale a dire per lo più agricoltori. Ecco, questa mi parrebbe ad esempio una soluzione di buon senso da adottare. Insomma, come sempre hai dato 2 o 3 spunti di pensiero, ad esempio quello del fotovoltaico in acqua non è male. Però io tengo in collegamento il Presidente Faccini, perché di agrivoltaico continueremo a parlarne anche nelle prossime puntate, immagino anche nelle prossime stagioni, perché è un tema estremamente scottante. Però lo teniamo per questa volta in un'altra veste, quella di Presidente Nazionale di Pescagri, che è l'organizzazione ICIA dedicata alla pesca e all'itticoltura, perché a Rosolina lo scorso fine settimana avete organizzato un appuntamento importante per quanto riguarda la pesca. Mi pare di capire, partiamo invece dal granchio blu, che come dire, ha falcidiato completamente la produzione dell'itticoltura e non solo, ma ho scoperto insomma che si è fatta di necessità virtù, Presidente Faccini, addirittura cercando nuove opportunità dal punto di vista proprio dell'itticoltura. Esattamente, a Rosolina vi è stata una kermesse di alto livello su quello che può essere il connubio tra il prodotto ittico e il territorio stesso, coinvolgendo il consumatore diretto ma anche quello indiretto, che è appunto il turista che arrivato nel luogo delle vacanze, diciamo così, si trova anche ad assaporare quelle che sono le specialità locali di altissima eccellenza e qui vi sta la vera opportunità, quella di poter proporre un prodotto di alta gamma in un territorio che esprime il massimo della sua forza proprio attraverso i prodotti sia ittici che anche agricoli, e qui vi è la possibilità anche di trovare quel connubio tra un prodotto del mare e quel prodotto dell'entroterra. Durante il nostro evento si è cercato di enfatizzare e di, come dire, incentivare il consumo di un prodotto a chilometro zero, un prodotto che non ha rivali a livello locale, tantomeno anche nazionale piuttosto che europeo. Quindi ci sembrava più che opportuno proporci in questa veste e ne è derivato un evento appunto di massimo livello che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Ecco, due domande. La prima,
La promozione, abbiamo visto prima il consorzio per la cozza DOP di Scardovari, poi la situazione della vongola che mi pare ancora un po' in crisi. Ho scoperto tra l'altro che è diventata cosa da reddito anche la pesca del granchio blu, perché poi viene portato negli Stati Uniti, ma soprattutto ci vuole raccontare questa novità dell'ostrica, della Serenissima, ovvero l'ostrica dell'Adriatico? Ecco, diciamo che i nostri produttori, simbolo di resilienza, perché capaci di convertire le loro produzioni decimate dall'alieno granchio blu, che noi non vediamo come un'opportunità, in realtà lo vediamo come un flagello alle nostre produzioni, anche perché ha praticamente azzerato la produzione della vongola. Diciamo che effettivamente per noi continua a restare uno dei problemi maggiori a livello produttivo e di qui una conversione verso altri tipi di produzione ittica, di allevamento di molluschicoltura piuttosto che anche di ostricoltura, proprio perché stiamo cercando in tutti i modi di trovare delle soluzioni intelligenti ad enormi problemi. L'ostrica è sicuramente una grande opportunità, anche perché abbiamo dimostrato di saper produrre un prodotto di massima eccellenza, addirittura a livello europeo, perché organoletticamente, ma anche dal punto di vista come dire, di promozione del prodotto, io credo che potremmo non avere rivali. Neanche tra i francesi? Neanche tra i francesi? Neanche tra i francesi? Neanche tra i francesi? Neanche per i francesi. I francesi hanno una produzione direi quasi semi-industriale, loro producono 91.000 tonnellate al fronte delle nostre poche 300 tonnellate a livello nazionale, quindi vi è un'esponenziale capacità di poter crescere su questo comparto, però vi è una netta differenza. I francesi hanno l'IVA intorno al 5%, i nostri produttori hanno l'IVA sulle ostriche al 20% e questo dovrebbe essere un ostacolo da dover superare proprio per dare la possibilità ai produttori di essere competitivi su questo mercato. Ecco, poi tra l'altro l'ostrica della Serenissima ha un gusto decisamente diverso per salinità rispetto a quella in Atlantico. Qui, siccome abbiamo anche un produttore di prosecco e di prosecco anche di alta qualità, la sfida l'abbiamo lanciata anche nella scheda in finale, visto che ci sono ostriche e champagne come il massimo, diciamo così, il top per quanto riguarda la tavola, perché non lanciare invece un prosecco magari superiore con le ostriche della Serenissima? Sentiamo cosa dice il Presidente Faccini, poi sentiamo Valerio Nadal. Sì, lo vedo più che opportuno. Noi abbiamo effettivamente da statuto l'obbligo di promuovere il prodotto ittico su tutto il territorio, anche laddove il pesce non c'è. E qui vi nasce la necessità di trovare degli abbinamenti culinari che mai come nel caso dell'ostrica e il prosecco trovano sicuramente una quadra rispetto a quella che è una visione di protezione rispetto a quelli che sono i prodotti nazionali. Lo trovo sinceramente poco opportuno abbinare l'ostrica prettamente allo champagne, perché stiamo a copiare i nostri cugini francesi. Credo che non ve ne sia bisogno, sicuramente sapremmo creare abbinamenti altrettanto gustosi, altrettanto come dire, appetibili, guardando quello che è il nostro prodotto regionale, il nostro prodotto nazionale, quindi è proprio uno slogan quello di poter abbinare le ostriche per esempio all'olio del Garda, esperimento che abbiamo già fatto, ma piuttosto anche giustamente al prosecco trevigiano e ad altri prodotti dell'entroterra. Insomma, fare un paniere veneto. Grazie Presidente Faccini, grazie per la sua
per il suo tempo che ci ha dedicato questa sera. Valerio Nadal, allora, cosa dire di quest'idea? Ma io direi, il Presidente ha già trovato un cliente. Eccolo qua. Ha già trovato un cliente. Io sono, anzi, aspettavo questa ostrica mediterranea per abbinarla ai nostri prosecchi, e sicuramente ai miei clienti, ai nostri clienti, ai nostri consumatori, l'idea di offrire loro un'ostrica del nostro territorio con un prodotto del nostro territorio sicuramente è motivo di orgoglio. Perciò ben venga questa ostrica, non lo sapevo, oggi lo so, e perciò farò riferimento a questa sua notizia e sarò proprio un suo primo cliente. Bene, Presidente, intanto la ringrazio e devo dire insomma che al di là di questo c'è da vedere la resilienza, la forza dei veneti anche per quanto riguarda la pesca, perché non si sono abbattuti con l'invasione del granchio blu, ma hanno pensato qualcos'altro e hanno pensato all'ostrica. Insomma, voglio dire, ancora una volta riusciamo a fare un po' la differenza. Adesso cambiamo argomento, grazie intanto ai nostri ospiti che sono con noi, perché affrontiamo invece un fatto di cronaca e lo affrontiamo con Davide Feletti, apicoltore. La notizia l'abbiamo letta su tutti i giornali, non è la prima e non sarà l'ultima volta, 20.000 api che sono morte sicuramente a causa di un trattamento sbagliato, di un trattamento fuori tempo, ma io direi che potremo collegarci con il sindaco di Fregona. Vediamo se è in collegamento Giacomo De Luca, vediamo se riusciamo ad averlo. Eccolo qua. Eccolo qua. Sindaco, buonasera. Buonasera Sindaco, mi sente? Certo. Allora Sindaco, ci vuole raccontare brevemente questa storia, perché poi lei è diciamo così il braccio della legge, so che sta già cercando di arrivare al colpevole. Allora, venerdì sera verso notte quasi, perché erano passate le 9, mi ha chiamato una produttrice di miele e mi ha detto che c'era sta moria di api, circa 20.000, mi ha accennato in una località precisa, e ho detto adesso guarderemo, è venerdì sera, quindi domani farò un giro e domenica faremo l'altro, vedremo che cosa si può fare. Le api ci sono morte, ce ne sono solo da un'arnia però ho visto, non da tante altre. E per questo ho convocato subito anche i vari produttori. Lì nella zona ci sono i produttori di Torchiato di vicino, dove c'è la sede dei nostri produttori, e domenica sera li ho incontrati tutti quanti assieme al presidente della Proloco, e che mi hanno assicurato, ma non avevo dubbi, gli avevo detto anche all'apicoltrice: guarda che noi non usiamo da un bel pezzo, perché c'è un regolamento molto ferreo nel comune di Fregona a difesa proprio di questo nostro vino particolare del Torchiato, che è qualcosa di eccezionale, che va trattato con le dovute maniere. C'è come si chiama, un coso molto molto rigido, quindi un disciplinare importante, insomma. E non si possono usare niente, è un disciplinare molto rigido. Ecco. Va bene? Allora, ma a questo punto le indagini come stanno procedendo? Ma noi siamo andati ieri, sì, a vedere. Purtroppo le api ormai non si poteva più fare niente, il controllo non c'era. Però parlando anche con il presidente degli apicoltori e col produttore abbiamo detto: mi sembra strano che sia causa di un qualche cosa dell'ambiente, perché solo un'arnia sia stata attaccata. Di solito la strage avviene purtroppo molto più dappertutto, insomma, non solo in una. Quindi adesso vedremo, confronteremo, faranno la verifica anche sull'arnia per capire che cosa è stato. Sicuramente l'ambiente non è stato trattato con nessun pesticida che può essere dannoso alle api. Ricordo che tutti i nostri agricoltori, tutti i nostri vinicoltori fanno uso di prodotti che sono biologici, quindi tassativo come da disciplinare. Quindi non è che ci sia qualche trattamento. Domenica sera siamo stati abbastanza duro con loro, ma mi hanno garantito tutti quanti, tutti convinti e preciso che non può essere colpa degli agricoltori. Va bene, grazie Sindaco, intanto aspettiamo di avere qualche risultato ulteriore delle indagini. Io spero che succeda. Io sono uno che ha protetto sempre le api. Tu ti ricordi, Lucio, che
all'epoca della Sabno sono stato quello che ha promosso la fornitura di arnie alle scuole, a tanti altri apicoltori, e quindi sempre contrattamente con occhio di riguardo per le api. Sarebbe il colmo se nel mio comune qualcuno si permettesse di essere e di distruggere, perché veramente è un atto che non avrei timore a reprimerlo con tutta la massima che tra l'altro c'è anche un regolamento di polizia rurale, giusto, che è abbastanza pesante. È uno dei primi regolamenti di polizia rurale che abbiamo fatto nel comune di Fregona, ancora all'epoca del mio primo mandato, perché la difesa del territorio e dell'ambiente è uno dei motivi per cui mi sono fatto coinvolgere in questa iniziativa politica. Va bene? Grazie Sindaco De Luca. E adesso allora Salvatore Feletti, Davide scusa Feletti, confondo sempre con tuo fratello, cosa vuoi? Davide, secondo te cosa può essere stato? Per colpire un'unica arnia, 20.000 api, solo quelle? Allora, facciamo una premessa. Innanzitutto il fatto che si manifesti sul territorio anche la morte di una singola ape, questo dimostra il fallimento della nostra società. È un argomento molto delicato, molto caldo, e quando gli argomenti sono caldi si rischia di accendere fuochi. In questo caso è giusto fare una puntualizzazione, perché altrimenti rischiamo di banalizzare il problema puntando il dito sui soliti, senza magari poi individuare quella che è la reale causa del problema e individuare poi, colpire o sanzionare chi realmente poi ha sbagliato. Io mi occupo di apicoltura da 30 anni, esattamente 30 anni. Iniziai quando avevo 12 anni, per cui da bambino. Ad oggi gestiamo circa 200 alveari e in parallelo la nostra azienda gestisce anche circa 12 ettari di vigneto, per cui abbiamo queste due attività in parallelo e posso permettermi di dire che conosco abbastanza bene sia l'una che l'altra. Per esperienza vedo che nel momento in cui si manifesta un avvelenamento su un determinato alveare, quindi un'unica casetta di un intero apiario, questo è un sinonimo di un determinato tipo di avvelenamento che non riguarda un appezzamento esteso, bensì un'area molto, molto limitata, molto ristretta, a volte anche una singola pianta, una singola siepe, un singolo giardino. Premettiamo il fatto che un'ape perlustra un'area di 3 km di raggio, tradotto in superficie vuol dire un'area di circa 30 km quadrati, è un'area enorme. Su 30 km quadrati non ci sono solo vigneti, ci sono industrie, ci sono autostrade, ci sono aziende, ci sono qualsiasi altra attività umana. Per cui identificare il problema solo sull'ambito vigneto per me è un gravissimo errore. Spesso e volentieri purtroppo in questo periodo si fanno dei trattamenti su delle piante dovuti a afidi, dovuti alle zanzare. Volevo arrivare là. Il trattamento per la zanzara che tutti i privati fanno, oltre alle aziende, oltre alle amministrazioni comunali, è devastante per le api. È un insetticida che colpisce gli imenotteri, quindi le api, in primo luogo. In particolar modo se fatti in presenza di fioriture, quindi su prati con il trifoglio, che in questi giorni sta fiorendo praticamente ovunque, e molte siepi che ognuno di noi ha a casa. Quindi scusa, tradotto perché lo spieghiamo a casa, io faccio fare il trattamento nel mio condominio alla siepe perché non voglio che poi mi arrivino le zanzare d'estate e questo mi ammazza anche tutte le api che ci sono intorno. Purtroppo sì. Allora, e cosa devo fare allora? Cosa devo dire al mio giardiniere? Deve sfalciare prima? Esattamente come fanno i viticoltori prima dei trattamenti? È fondamentale lo sfalcio dell'erba prima dei giardini, prima di ogni trattamento e soprattutto, ma questo è cultura generale, cioè qualunque produttore, qualunque agricoltore conosce questa regola, che non si fanno trattamenti insetticidi in presenza di fioritura, di qualsiasi tipo di pianta si tratti. Per cui per la zanzara in particolar modo, ma spesso e volentieri se mi guardo attorno vedo queste realtà, si fanno trattamenti con i cannoni, anche con le amministrazioni comunali, con i privati cittadini sui propri giardini, senza avere un minimo di attenzione verso quello che sono le fioriture. Il caso di Fregona in particolar modo, il fatto che un singolo alveare su un intero apiario abbia manifestato il problema, è molto difficile ricondurlo a una problematica legata a un vigneto. Mi sento di spezzare una lancia a favore dell'ambito vitivinicolo, anche se mi rendo conto che si utilizzano dei prodotti
talvolta impattanti per il territorio. Però l'aspetto della gestione della flavescenza dorata, ad esempio, che utilizza dei prodotti insetticidi, è estremamente controllato, segue le regole dettate a livello regionale, quindi in giorni determinati molto precisi, che non sono questi, sarà più avanti, per cui nessun produttore di quella zona, secondo me, ha fatto un trattamento, a meno che non sia un folle, ma allora dei folli dobbiamo rivolgerci al manicomio e lì hanno una gestione diversa. Però la notizia è che potrebbe essere un trattamento, ad esempio in un condominio, che magari ha una fioritura di una pianta lì intorno e queste api sono andate lì. Questa è la traduzione, insomma. Sottolineo che è un'ipotesi. Nel momento in cui non abbiamo il nome della determinata molecola che ha provocato la morte di quegli insetti, è difficile puntare al Quindi dito. puntare a capire qual è stata la molecola magari attraverso delle analisi. È fondamentale. È interessante, però il messaggio che vogliamo lanciare questa sera è: attenzione, non sono solo i viticoltori o gli agricoltori, ma anche diciamo chi vuole il trattamento anti-zanzara nel proprio condominio, quindi bisogna prestare attenzione anche proprio semplicemente come cittadini. Volevo risentire il nostro Fabrizio Stelluto, che è sempre in collegamento, perché so che lui sul tema delle api è particolarmente attento, vediamo se riusciamo a ricollegarci, perché le api sono tra l'altro un segnale importante. Valerio Nadal, lei ce le ha proprio in mezzo ai filari, giusto? Io le ho perimetrali nella mia azienda e collaboro con Davide da diversi anni e devo dire che non ho mai avuto problemi, anzi ho il massimo rispetto per questi insetti utili, soprattutto per le api. Devo dire che non so quale trattamento abbia fatto questo agricoltore in questo momento qua, perché l'indicazione della regione di quando fare il trattamento per quanto riguarda lo Scaphoideus non lo sappiamo, sarà a giorni. Però devo dire anche l'attenzione che ha il mondo agricolo nei confronti di queste api, perché sappiate che noi fino al momento del trattamento, l'indicazione del trattamento, lasciamo a file alterni interfilari, uno lo trinciamo e uno no, in modo tale di lasciare quell'equilibrio alimentare utili agli insetti, soprattutto le api. Quando dobbiamo fare il trattamento facciamo tutta la pulizia, facciamo il trattamento il giorno dopo o dopo 2 giorni e le facciamo nelle ore fresche, mattino presto o la sera tardi, in modo tale che le api in quel momento non sono in mezzo al vigneto. Io penso che questo sia un rispetto totale. Dopodiché, se c'è qualcuno che magari non si comporta a norma, io direi prima non lo sanzioniamo, lo richiamiamo, perché secondo me è più educativo richiamarlo. Se questo non si comporta bene, chiaramente dopo lo sanzioniamo. Però un altro dato importante che potrebbe essere, diciamo, entrare nei regolamenti delle città è ad esempio il trattamento per quanto riguarda le siepi per le zanzare, farlo esattamente nei tempi in cui le api sono ad esempio di sera tardi oppure di mattino presto. A quel punto l'impatto sicuramente è molto più basso. Però di questo appunto volevo sentire il nostro Fabrizio. Fabrizio, so che tu sei molto attento alle api, sei molto attento alle iniziative. Questa cosa che potrebbe essere il trattamento ai nostri condomini, come la vedi? La vedo bene, io sono molto attento alle api, soprattutto perché sono goloso di miele, questa è la mia chiave d'accesso al mondo delle api. Sì, hai perfettamente ragione Lucio, hai fatto benissimo a dire prima che il problema non è solamente un problema agricolo, è proprio un problema di qualità di vita nostra. Insomma, bisognerebbe prestare più attenzione all'equilibrio con le api nel caso, ma più in generale insomma con il creato che abbiamo attorno. Avevo già detto in un'altra puntata, e lo ricordo, che per quanto ne so è stata realizzata una sperimentazione nell'area di Giavera del Montello dove sono stati usati gli sciami di ape proprio come bioindicatori della qualità dell'aria e purtroppo i dati pare non siano particolarmente buoni. Questo non solo per le api ma per tutti noi, perché soprattutto chi abita appunto in aree padane sa che vive in una valle, quindi il tasso di inquinamento dell'aria è notevole. Si pensava che questa difficoltà non colpisse i terreni collinari, invece ahimè sembra che sia anche salito il livello di inquinamento della nostra aria e le api sono sempre un bioindicatore preciso. Esatto, questo è altrettanto importante, dovremmo avere un alveare per casa, così avremo sapremo il quoziente di salubrità del nostro territorio, però possiamo avere anche tanti altri insetti che possono essere utili. Allora proprio per questo dovremmo avere in collegamento Stefano Della Betta, vediamo se ci arriva, eccolo qua. Buonasera Stefano.
Buonasera Lucio. Allora, abbiamo parlato di api, moria di api, abbiamo scoperto che potrebbe essere il trattamento per l'antizanzara di tanti condomini, però siamo venuti da voi perché voi invece come azienda fate 20.000 bottiglie all'anno di Prosecco superiore di OCG, siete a Pieve di Soligo, però avete puntato tutto nel vostro territorio, nella vostra azienda intesa come dire, esperienza in mezzo alla natura e addirittura fate anche un concorso con i ragazzi dell'artistico per delle installazioni dedicate agli insetti, praticamente a degli alberghi per gli insetti. Ci vuole raccontare qualcosa di più? Forse si è bloccata l'immagine, vediamo se si è bloccata l'immagine, credo di sì. Beh, insomma, intanto vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento. Intanto stiamo vedendo un po' di immagini, ve la racconto io velocemente intanto se riusciamo a ripristinare, perché è un'esperienza davvero particolare. Questa è un'azienda, si chiama Calmonda, non fa tantissime bottiglie, però le vuole fare in una maniera davvero particolare. Questo è ad esempio un gelso, c'è l'attenzione al territorio e chi arriva non viene tanto per prendere una bottiglia quanto per fare proprio un'esperienza e mi raccontavano che questo in termini di turismo sta pagando tantissimo, perché arrivano pullman dagli Stati Uniti, cioè americani che vengono a Venezia, poi vengono portati appositamente dai tour operator nel loro territorio, perché vengono a farsi il giro in mezzo ai filari, vengono a capire perché ci sono determinate piante, ripiantano gli aissi. Quelle che state vedendo adesso sono delle installazioni pensate da questi ragazzi che sono dell'Artisti Comunale di Vittorio Veneto, dedicate agli insetti, cioè gli insetti possono rientrare lì dentro perché appartiene al circuito della biodiversità. Guarda, vede Valerio Nadal queste installazioni che diventano anche di design. Io le apprezzo tantissimo perché il futuro è anche questo e su questo stiamo lavorando anche per quanto riguarda il problema dello Scaphoideus. Anche lì stiamo cercando appunto la possibilità di intervenire in una forma totalmente naturale, evitando i prodotti di sintesi per quanto riguarda il convenzionale, al di là del biologico, dove che comunque non utilizziamo la chimica ma utilizziamo il piretro, che comunque non è tossico ed è una forma naturale per cercare di difendersi. Sono tutte forme comunicative e che vanno a contraddistinguere quella che è l'attività e l'esperienza dei nostri agricoltori nel cercare di comunicare a fin fine ai nostri consumatori quello che è la volontà dell'azienda nel creare un mercato futuro, perché il mercato futuro sta cercando l'azienda che produce una forma alternativa, una forma sana, però è anche vero che il consumatore lo vuole conoscere. Ecco, quella che noi nel passato, la comunicazione, pensavamo che fosse una perdita di tempo, perché in quel momento il tempo nostro era il lavoro, oggi invece è indispensabile occupare quel tempo per cercare di informare chi sono i nostri clienti, chi sono i nostri consumatori, l'attività e l'ingegno dell'agricoltore nel cercare prima, perché io lo dico sempre, la prima sentinella dell'agricoltura è chi lavora in agricoltura, siamo noi. Pertanto io apprezzo queste iniziative qua, noi con la scuola enologica, tu lo sai benissimo, stiamo portando avanti diverse iniziative. Poi ne vedremo anche una. Ecco, perché questo è il futuro. Ecco appunto, ma volevo capire, lei un po' di anni insomma che commercializza, produce e commercializza, perché poi dobbiamo dire che ha anche il contatto diretto con il cliente. Fa la differenza raccontare un prodotto fatto in maniera diversa, cioè fatto con l'attenzione al territorio, soprattutto all'estero? Si vende di più, si vende meglio? È molto differente, cioè quando uno entra in azienda, intanto entra in azienda perché al di là del prodotto che vuole acquistare, vuole conoscere, perché altrimenti va al supermercato, prende la bottiglia, quello che vuole, va fuori e non ha nessun contatto. Però il fatto che comunque tu gli spieghi come riesci, e qui entra tutta l'esperienza, entra la passione, entra la tradizione, entra anche tutto quello che lui ha costruito negli anni per arrivare a quell'obiettivo là. Il consumatore a quel punto acquista, ma orgoglioso di averla acquisto, però lo acquista con la sicurezza. Ecco, la comunicazione è sicurezza. Il consumatore acquista un prodotto che tu gli hai spiegato, perché vede la bottiglia, vede come funziona, è bella,
l'immagine ha la sua importanza, però l'importante è far conoscere dalla potatura, tutta la filiera produttiva, dalla potatura per arrivare alla bottiglia, com'è quel prodotto, come lo otteniamo, quale fatica, quale impegno e quale è la sua magari esperienza, ma anche il suo segreto, perché ognuno ha il suo. E non te lo dice, però è frutto di un'esperienza del passato e di tempo. Guardando questa immagine, non so se hai visto prima, il fatto che non sia sfalciato, che ci sia ad esempio un materiale per il sovescio, quindi per rinvigorire il terreno senza dover usare ad esempio concimi chimici che in questo momento tra l'altro costano tantissimo. È un passo in avanti, come ad esempio vedere queste installazioni. Davide, cosa ne pensi di queste installazioni che fanno entrare le coccinelle, fanno entrare gli altri tipi di insetti in quell'ecosistema che si viene a ricreare, che invece ogni volta che c'è un trattamento viene distrutto, mi pare di capire? Esatto. Allora, è un'iniziativa molto bella, molto interessante e coinvolgente anche per il territorio. E anche di design, perché poi pensate esatto. Che queste cose qui sono fatte in scala, ma vengono alte circa 1,20 m, 1,30 m, ma sono componibili, queste addirittura può arrivare sui 2 metri e diventano delle vere e proprie sculture. Ad esempio qui vediamo la versione diciamo così in piccola, invece questa è la versione in grande ed è già stata installata e quando arrivano i turisti, mi dicevano proprio quelli di Calmonda, si fermano a guardare, chiedono cos'è, anzi vi pare di capire che ce l'abbiamo nuovamente in collegamento. Stefano, ci sentiamo? No, c'è l'audio da inserire. Eccomi, sì, sono qua. Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' di melina perché volevamo avere la sua testimonianza. Intanto abbiamo visto praticamente tutto. Senta, però il dato che noi a questo punto chiediamo, ma tutto questo che voi fate paga? Beh, sicuramente paga perché innanzitutto cerchiamo di lavorare in un ambiente sempre più sano, perché grazie allo sviluppo delle api, grazie alla biodiversità, grazie all'hotel degli insetti, insomma tutto quello che facciamo affinché il territorio dove noi viviamo e lavoriamo, ma anche nei confronti del nostro vicinato sia sano, paga. Ma paga in termini di soldi? Paga in termini di presenza? Cioè, voglio dire... questo un po' meno. Però mi diceva che arrivavano gli americani che vengono a farsi il giro, cioè paga in termini di turismo, sì. No? Allora, dal punto di vista turistico in effetti abbiamo, siccome siamo l'unica realtà su questo territorio improntata attraverso questi messaggi, diciamo che abbiamo sempre più ogni anno dei turisti americani ma anche da altri stati che vengono a visitarci appunto perché abbiamo un taglio nettamente diverso rispetto agli altri. Ecco, e quindi questo ci permette. Ecco, ma poi voglio dire, questa storia di questo giro esperienziale, cioè voi prendete il turista che scende dalla Corriera, magari da Venezia, e poi che giro gli fate fare? Praticamente quando arrivano gli facciamo il tour nei vigneti immersi nell'oasi biodiversità come l'abbiamo definita. E in sostanza facciamo visitare loro sia diciamo così le diverse tipologie che facciamo di vigneti, le descriviamo, facciamo visitare i nostri alveari, facciamo visitare i nostri orti sinergici e soprattutto le varie installazioni di hotel degli insetti che abbiamo creato negli anni, in parte fatti da noi, dai nostri ragazzi, dai nostri figli, e dall'anno scorso attraverso la collaborazione con l'Istituto Liceo Artistico Bruno Monari di Vittorio Veneto. Beh, devo dire insomma una bellissima esperienza, spero che poi questa vostra esperienza, come dire, sia una buona contaminazione per molti altri viticoltori, molte altre aziende agricole, perché secondo me diventa importante. Però sento che Davide vuole dire qualcosa. Sì, rimango piacevolmente sorpreso da questo tipo di iniziative, da questo tipo di realtà, perché ritengo, come diceva prima Valerio, che queste sono opportunità per il territorio e per le nostre aziende e a noi imprenditori le opportunità piacciono. Dobbiamo capire che il nostro Veneto ha un territorio meraviglioso da presentare. Nel momento in cui arriva un turista dall'estero ha piacere di conoscere il nostro territorio, come diceva Valerio, conoscere le nostre realtà, ma ha bisogno di portare a casa un'esperienza. Nel momento in cui viene nelle nostre aziende, noi dobbiamo essere in grado e pronti di fornire questo tipo di soluzioni. Quindi un territorio che accolga il cliente, che permetta al turista di andare a casa con un'esperienza, quindi portarsi a casa la bottiglia di vino, il vasetto di miele, l'asparago del territorio, qualsiasi altro prodotto del territorio,
E quindi questo tipo di iniziative dimostrano innanzitutto l'attenzione da parte delle aziende verso quelli che sono anche gli insetti utili come le api. Hanno dedicato delle aree apposta studiate per accogliere appunto anche gli insetti utili, e questa, ripeto, deve essere un'opportunità, perché l'ape ha bisogno non tanto del vigneto in sé, ha bisogno di una biodiversità territoriale, per cui assieme al vigneto ci deve essere una compartecipazione di altre fioriture, che siano siepi, che siano medicai, che siano qualsiasi altro tipo di pianta da fiore. Quindi queste sono opportunità che devono essere colte. Beh, devo dire insomma che voi ripeterete sicuramente il prossimo anno questa iniziativa per coinvolgere, tra l'altro l'iniziativa coinvolge gli studenti, quindi il nostro futuro, e poi gli studenti nella bellezza, perché possiamo dire che coinvolgendo gli ragazzi dell'artistico si cerca di pensare a un'agricoltura che sia anche molto bella da vedere. A quando ripensare insieme ad esempio alcuni capannoni agricoli? Stefano. Sì, allora il progetto di coinvolgere il liceo artistico ce lo siamo dati per 5 anni, quindi il 27, 28 e 29 ci saranno ancora questi concorsi dove con i nostri studenti appunto disegneremo i vari hotel degli insetti che poi faranno parte del percorso visitabile. Che altro dire? Che altro dire? Qual è il premio che voi gli date? Perché non è che gli date un premio in denaro a chi vince, ma gli date un premio in conoscenza, in cultura, giusto? Sì, perché i vincitori diamo a loro, ai 3 vincitori o 4 vincitori che siano, diamo una borsa di studio per andare a visitare uno studio di architettura di Milano, in questo caso andranno, e quindi un giorno verrà finanziato attraverso questa iniziativa, così potranno anche confrontarsi con altre realtà più internazionali. Per quanto riguarda il discorso dell'hotel degli insetti, volevo appunto, lei ha toccato un tema che è quello che abbiamo cercato di fare di una cosa utile, anche che sia bella da vedere, e attraverso il coinvolgimento del liceo artistico ai ragazzi diamo loro la possibilità di esprimersi in un settore che è proprio il loro, ma cercando anche di lasciar loro un seme o un piccolo elemento che possa far sì che la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente diventi un loro stile di vita. Grazie a Stefano Della Betta, dobbiamo proseguire con la nostra scaletta, se no staremo qui a parlare di ambiente, bellezza e territorio fino a dopodomani, magari ci torneremo un'altra volta. Questa idea della struttura per gli insetti come la vede il viticoltore Valerio Nadal? Allora, io giustamente diceva è bella da vedere, io non dico solo è bella da vedere, deve essere funzionale, perché alla fine l'agricoltore il prodotto lo deve portare a casa, perché oggi siamo anche condizionati e dobbiamo anche gestire quelli che sono gli eventi climatici. Allora creiamo queste immagini, creiamo queste opportunità, però facciamo in modo di creare uno sviluppo che alla fine sia anche economico, perché se non è economico dopo 2 anni questa azienda chiude. Allora io dico ben vengano queste iniziative, lavoriamoci, però facciamo in modo di lavorare mettendoci le competenze e le esperienze per fare in modo che comunque a fine anno il reddito sia certo. Però ad esempio strutture diciamo così di design che poi possono diventare una specie di sculture all'aperto potrebbero anche diventare motivo di visita turistica in un settore, quello turistico, che si abbina sempre di più con quello agricolo. Vediamo le colline UNESCO, loro sono per dire, no? Quindi l'idea della bellezza in agricoltura secondo me è fondamentale. Va bene, vediamo se noi nel frattempo siamo riusciti a collegarci con Giulia Sofia, però prima di Giulia Sofia volevo tornare dal nostro Fabrizio, perché so che anche sul tema della bellezza del territorio lui è sempre molto sensibile, vero Fabrizio? Poi tu che hai a che fare con i consorzi di bonifica che hanno a che fare con i territori, so che insomma cercate e cercano soprattutto la bellezza dovendo intervenire sul territorio. Purtroppo Lucio sono d'accordo con te, ma purtroppo dobbiamo usare il passato, perché ormai anche in campagna, così purtroppo come nella nostra società, la bellezza appare un surplus. E visto che hai citato i consorzi di bonifica, si è appena conclusa la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Beh, insomma, andare a vedere un'idrovora del secolo scorso
è uno spettacolo straordinario, sono capolavori di archeologia industriale. Oggi facciamo probabilmente impianti più efficienti, ma sicuramente meno belli. E questo è un problema che anche un altro tuo ospite aveva posto, e da questo punto di vista devo fare veramente tantissimi complimenti a quell'iniziativa che, seppur rivolta al mondo delle api, cerca di sviluppare nei giovani il gusto del bello in agricoltura. Veramente tanti complimenti, bellissima. Ecco, voglio dire, visto che tu conosci l'area dei consorzi di bonifica, ad esempio la biodiversità intorno ai bacini di, potremmo definire di carico, quindi di contenimento e laminazione, è una pratica che viene studiata all'interno della progettazione di questi bacini? Sì, assolutamente. Devo dire che proprio l'ingegneria e la cultura idraulica è radicalmente cambiata dagli anni 60 ad oggi. E a proposito delle api, forse l'avevo citato in una precedente puntata, si stanno sviluppando delle metodologie di semina lungo gli argini dei fiumi, studiate proprio per attirare gli insetti impollinatori. Questo sta succedendo in Toscana in maniera molto diffusa, coinvolgendo proprio le scuole, ma credo che anche in altre regioni, tra cui sicuramente il Veneto, questo è un tema all'ordine del giorno. Più in generale la biodiversità e soprattutto anche la pulizia idraulica in sintonia con i tempi dell'ambiente è oggi un tema all'ordine del giorno quotidiano nei consorzi di bonifica. Per semplificare, andare a tagliare le erbe all'interno di un canale in periodo di cova di animali acquatici oggi non si fa più, una volta questa sensibilità non c'era. Davide Feletti, c'è questa attenzione allora all'ambiente in questi anni, visto che sono 30 anni che lei continua a, come dire, combattere con le sue api per un ambiente migliore? Sì, fortunatamente negli anni c'è stata un'evoluzione. Se penso semplicemente alle tipologie di molecole utilizzate anche in agricoltura, c'è un'attenzione molto forte verso l'utilizzo di molecole molto meno impattanti rispetto a quelle che si utilizzavano 10, 15, 20 anni fa, che sono state tolte dal commercio. Fortunatamente ora si utilizzano, anche parlando semplicemente degli insetticidi, si utilizzano insetticidi insetto-specifici. Per carità, sono sempre insetticidi, ma sicuramente hanno un'attenzione maggiore verso quello che è l'insetto utile. Oltre all'attenzione verso le molecole c'è anche un'attenzione, una cultura, una preparazione tecnica diversa degli operatori. Ci sono dei corsi che tutti gli operatori agricoli seguono, e quindi una consapevolezza nella gestione del proprio impianto. Quindi l'attenzione nella gestione del sottofila, parlando dei vigneti o comunque dei trattamenti di qualsiasi altro tipo di impianto produttivo, che siano pesche, albicocche, ciliegie, qualsiasi tipo di impianto richiede delle... Ma voi ad esempio con i viticoltori sicuramente avete a che fare ogni giorno come apicoltori, perché è la cultura prevalente soprattutto di questo territorio. Ma io ricordo, non so, 30 anni fa non c'era primavera che non arrivasse la chiamata di un apicoltore, perché quello che aveva il peschetto oppure, che ne so, l'albero di albicocche, puntualmente l'apicoltore aveva tutte le api morte. È cambiata questa idea anche fuori dai viticoltori? Sì, questa è una domanda molto importante. Se un tempo l'impatto tra apicoltura e agricoltura in generale era molto forte, ad oggi c'è un rapporto quasi sinergico. Vedo che c'è proprio la ricerca da parte dell'agricoltore verso la parte apistica, perché si rende conto che l'utilizzo, la presenza dell'ape in campo è sinonimo di benessere del proprio territorio e della propria azienda, e questo viene usato anche da parte del produttore stesso come mezzo comunicativo. Quindi già la dimostrazione del fatto che l'ape può vivere nella propria azienda, questo dimostra che la gestione di quell'azienda è molto buona. Quindi negli anni sicuramente le cose sono cambiate, e una cosa ci tengo a dire: noi dobbiamo partire dal presupposto che l'apicoltura ha bisogno dell'agricoltura e l'agricoltura ha bisogno dell'apicoltura. Mai pensare di mettere l'uno contro l'altro questi due ambiti. Deve essere un binomio inscindibile e devono rafforzarsi sempre più. Questa deve essere un'opportunità per il futuro. Ecco, a proposito di comunicazione, se noi non diamo la pubblicità, qui la comunicazione non va avanti, perché sennò non ci arrivano i soldini. E allora io vi faccio rivedere un'altra volta l'oggetto misterioso, eccolo qua.
un piccolo diciamo, momento di pausa per la pubblicità, poi continueremo perché parleremo di acqua, attenzione, acqua molto importante, un argomento che consiglio ai viticoltori perché abbiamo dei dati davvero particolari che arrivano proprio dai consorzi di bonifica, anzi dal centro studi del LEB, ma tutto questo dopo la pubblicità. Guardatevi questo oggetto misterioso, guardate questo movimento e rabbrividite un po'. Seconda parte di Agricoltura di Sera, vi stiamo raccontando diciamo così, le notizie principali dell'agricoltura veneta e non solo, e vi facciamo vedere anche l'oggetto misterioso, non vi dico che cos'è, ma qualcuno può già cominciare, come dire, a pensare e mi sa che pensate bene. Al di là del concetto dell'oggetto misterioso, gli ospiti in studio, ovvero Valerio Nadal, presidente del Condifesa, ma soprattutto produttore di vini, quindi viticoltore, e invece Davide Feletti, invece apicoltore, anche se con il fratello ha anche un'azienda vitivinicola, sempre nella zona del Trevigiano. E questa parte la apriamo parlando d'acqua e ne parliamo, naturalmente ricordo anche il nostro Fabrizio Stelluto che è in collegamento con noi, che commenta con noi, diciamo così, la puntata. E adesso invece proprio parliamo di acqua. Ho già visto dietro alle mie spalle la nostra Giulia Sofia. Buonasera Giulia. Buonasera a tutti. Allora, grazie per essere qui con noi perché ripartiamo dall'acqua in viticoltura. Durante un incontro fatto a Legnaro lei ha presentato dei dati importanti per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, quella diciamo così per irrigare, che insomma fanno pensare i viticoltori ma non solo. Sì, noi abbiamo corso delle attività per cercare di capire un po' meglio come gestire l'acqua, soprattutto nei vigneti collinari dove non c'è direttamente una disponibilità in loco e l'acqua viene portata magari dai consorzi di bonifica. La tendenza è quella di utilizzare l'acqua in maniera abbastanza empirica. Oggi è giorno di irrigazione, io irrigo. In realtà ci sono tutta una serie di strumenti che oggi sono a disposizione per capire meglio come si comporta l'acqua anche nel terreno del vigneto, e quindi per capire quando e dove utilizzare un certo quantitativo d'acqua anche per migliorare la qualità del volume. Ecco perché noi abbiamo messo come titolo dai consorzi di bonifica uno studio contro l'uso spannometrico dell'acqua, perché lei ha detto, come dire, anzi lei ha usato il termine nasometrico, perché? Perché il problema è che si dà l'acqua quando arriva e non quando serve, mi pare di capire. Diciamo che ci sono una serie di procedure operative un po' canalate nella pratica di tutti i giorni. Io vicino a irrigare, c'è una tendenza a usare l'acqua in maniera empirica, basati anche sulle esperienze passate o sulla gestione normale dell'azienda. È bello poter vedere anche che le nuove tecnologie ci permettono di usare quel millimetro d'acqua anche in maniera mirata. Ecco appunto, ma voi state studiando perché state sostanzialmente dimostrando che irrigare male significa produrre male, nel senso che si possono effettuare anche, cioè uno pensa io do acqua tanto la vite assorbe, va bene sempre, in realtà in alcune fasi di maturazione può creare notevoli problemi. Che studi state portando avanti? Noi stiamo lavorando con delle imprese del territorio in cui abbiamo suddiviso per esempio la gestione delle aziende in due modalità. Abbiamo isolato alcuni filari in cui andiamo a gestire l'acqua guidati da un consiglio irriguo, da dati meteo ad alta risoluzione con una cadenza quindicinale e da sensori di umidità del suolo che ci permettono di vedere dove l'acqua sta arrivando anche a livello dell'apparato radicale della pianta, e quindi andando a dare l'acqua in modo che non vada oltre il punto di assorbimento delle radici della pianta stessa, o a darlo in un momento in cui magari il suolo non è pronto a ricevere quell'acqua o ha già un quantitativo di umidità sufficiente a garantire il fabbisogno della pianta. Ecco, però nel lato pratico mi pare di aver capito che avete già notato che dare l'acqua in maniera giusta significa far maturare meglio degli acini anche più sani, mi pare di aver capito. Sì, e diciamo anche che possiamo vedere che magari abbiamo fatto un piccolo risparmio sugli interventi irrigui e la struttura della vegetazione si trova nella stessa condizione, quindi magari alcuni interventi, quindi anche con un costo di gestione dell'acqua, potevano essere risparmiati e
andando poi a darli nel momento corretto. Quello che vogliamo vedere è alla fine della stagione, poi andremo a fare effettivamente dei raccolti diversi delle microvinificazioni, anche per andare effettivamente a valutare la qualità dei vini prodotti nelle due modalità di arrivazione. Grazie Giulia Sofia, grazie per questo intervento. Valerio Nadali, insomma abbiamo capito che bisogna andare sempre più in maniera specifica, in maniera importante, in maniera attenta anche nell'utilizzo dell'acqua. Ad esempio lei l'acqua quando la dà? Quando gli arriva la chiamata dal consorzio Piave? Io parto sempre dall'idea che l'acqua bisogna darla quando uno ha sete. Quando uno ha sete l'acqua è un alimento e guai che manchi. E non bisogna dire ho il turno, perché oggi ringrazio i consorzi di bonifica per quello che hanno fatto e quello che stanno facendo. Si è passati da una forma di irrigazione che era a scorrimento con un esubero di utilizzo dell'acqua, dove molti agricoltori anche nel periodo più siccitoso avevano i turni la settimana prima, ma è meglio che irriguo perché non so come andrà la prossima settimana. O perché quel mio vicino butta acqua. Butto acqua, non è così, non è così. Parto sempre dall'idea di dire l'acqua va utilizzata come noi persone, bisogna dare da bere alle piante quando a loro serve, altrimenti roviniamo, come diceva bene la dottoressa prima, quell'equilibrio all'interno del sistema produttivo che può creare degli squilibri all'interno del prodotto stesso. L'equilibrio si ottiene chiaramente con l'attenzione. Devo dire che si è passati da una forma di irrigazione che era a scorrimento, come dicevo prima, con una forma oggi di riserva dell'acqua, cioè l'acqua va risparmiata. Ma i microinvasi che dovrebbero nascere in tutte le aziende vitivinicole per poter gestire, poi mi hanno spiegato che i microinvasi non servono a nulla perché quanto grande lo devi fare il microinvaso per avere un minimo di riserva d'acqua e poi ti manca comunque. Allora devi capire, Lucio, che prima di consorzi di bonifica nelle zone collinari esistevano i mini invasi. Tutti avevano quasi i mini invasi. Io mi ricordo che gli anziani parlavano di mini invasi perché l'utilità dell'acqua c'era, bisognava utilizzare quest'acqua perché ce n'era bisogno. Adesso con l'irrigazione che comunque atta al risparmio, mi riferisco all'irrigazione a goccia e quanto altro, chiaramente riusciamo a dare l'acqua con molta più attenzione e con molta più tutela di questo bene, che è un bene indispensabile per l'agricoltura. Questo è un lavoro che ha fatto il mondo dei consorzi di bonifica, che ha cambiato anche la cultura sull'utilizzo dell'acqua da parte di noi produttori stessi, cioè utilizziamo l'acqua quando serve. Vorrei ripetere anche la multifunzionalità dell'acqua. Sappiate che l'acqua viene utilizzata, è difficile da gestire, a Trento comunque riescono a farla perché nelle gelate tardive questa è la difesa attiva. Cioè mi permette anche di gestire quello che potrebbe essere un problema di gelata che mi crea un danno enorme. Cioè praticamente creando una nebulizzazione dell'acqua nell'ambiente si evita che poi si geli diciamo così, le gelate fuori stagione. Peraltro mi pare di capire che state anche studiando, ma qui c'è mi pare di Confindifesa, la possibilità di abbattere anche di 4-5 gradi come dire, il troppo caldo che stiamo già vivendo adesso. Allora, uno dei problemi che noi abbiamo adesso, siamo a maggio e siamo già a 35 gradi, cioè sono tanti. Allora la preoccupazione nostra è non tanto di 35 gradi di oggi, ma i gradi che saranno a agosto, perché agosto di solito è il periodo più caldo. Allora parlavo di molte funzionalità dell'acqua perché una delle possibilità è anche di distribuire l'acqua sotto chioma tramite degli irroratori, degli ugelli, e questo mi permetterebbe comunque di abbassare la temperatura anche di 4-5 gradi. Anche questa è una multifunzionalità. Tutto questo diciamo dobbiamo costruirlo insieme. Non è una cosa semplice, però sono tutti progetti che dobbiamo fare insieme, noi investendo chiaramente, la politica investendo, aiutandoci perché abbiamo bisogno di aiuto, e i consorzi di bonifica. Bene, ho visto che mi sta cascando l'oggetto misterioso, ho visto che abbiamo in collegamento il direttore di CIA Veneto, Maurizio Antonini. Benvenuto, buonasera direttore.
Buonasera a lei, buonasera agli ospiti. Allora, io l'avevo convocata per parlare di montagna, di pensionati, visto che poi avete fatto la festa proprio dei pensionati di CIA, per parlare anche di resilienza in montagna. Però un commento mi ci vuole iniziale. Come vedete voi in questo momento, anzi come vede lei direttore, che poi è un direttore, insomma, voglio dire, ha molta esperienza, il nostro settore agricolo, l'agricoltura veneta, come sta viaggiando tra diciamo così, costi aumentati sia in termini di energia che di materie prime per la lavorazione e mercati che insomma sono abbastanza ballerini? Guardi, oggi l'agricoltura veneta è un settore primario estremamente importante e determinante per l'economia veneta. 65-70 mila sono le aziende, 800 mila sono gli ettari che coltiviamo, 8 miliardi di euro è l'export che noi è la produzione che noi produciamo, e quindi è un settore estremamente importante. E quindi su un settore estremamente importante ci deve essere un'attenzione estremamente determinante da parte della Regione Veneto, ma da parte anche del Ministero. Oggi adesso sentivo di parlare dell'acqua, ma con Valerio abbiamo più volte discusso oggi le difficoltà che ha il mondo agricolo, perché vede, quando ci sono i cambiamenti climatici, le prime settore che ne rimette sono le aziende agricole. Ed oggi, per dare disponibilità alle nostre aziende agricole, per dare la possibilità alle nostre aziende agricole di rimanere nel mercato e di avere la redditività e di avere un reddito certo, con queste situazioni difficili che abbiamo di cambiamenti climatici, dobbiamo fare le polizze assicurative. Ma sicuramente Valerio me lo richiede, sicuramente le nostre aziende ce lo dicono, abbiamo grosse difficoltà oggi nel fare le assicurazioni, perché è un valore estremamente importante. Ci viene una grandinata, tromba l'aria, una volta si faceva il calcolo di 5 anni, adesso ogni anno c'è una situazione di questo tipo e le compagnie assicurative alzano enormemente i premi. E allora in questo caso le aziende non si possono lasciare sole, i consorzi di difesa non si possono lasciare soli. Dobbiamo creare quelle condizioni che diano la possibilità alle aziende agricole, ai consorzi di difesa in questo caso, di tutelare le aziende agricole. In che maniera? Intervenendo in maniera economica. E quindi dobbiamo far sì che il nostro Ministero, ovviamente, e anche in parte la Regione Veneto, deve intervenire in maniera principale e correttamente per dare la possibilità alle aziende di assicurarsi e per dare la possibilità alle aziende agricole, nel momento in cui ci sono questi cambiamenti climatici, di intervenire e di avere un minimo di redditività. Perché oggi la difficoltà esiste. Se parliamo di 10 anni fa, le aziende erano 80-90 mila, siamo diminuite di molte migliaia a livello veneto e sempre di più diminuiranno, perché ovviamente se non c'è reddito non c'è la possibilità di lavorare in agricoltura. Oggi è una situazione congiunturale molto difficile, i costi energetici sono aumentati sia per quanto riguarda il carburante agricolo, ma sia anche per quanto riguarda i concimi, nel caso specifico l'urea, che tra l'altro non si trova, oltre ad aver aumentato dell'80% rispetto al valore dell'anno scorso, un quintale di urea. Oggi abbiamo difficoltà anche nel trovare l'urea e allora vede, dobbiamo intervenire a livello non solo nazionale ma anche a livello europeo, e questo l'abbiamo fatto insieme con tutte le organizzazioni agricole, col COPA, COGECA, 15 giorni fa una manifestazione a Bruxelles in cui abbiamo posto con determinazione il fatto di dare la possibilità di intervenire in maniera corretta alle aziende per dare la possibilità della concimazione azotata, perché altrimenti non si fa determinate colture, ma anche di liberare a livello della sburocratizzazione anche determinati elementi per noi importanti come il digestato. Quindi abbiamo temi molto importanti da affrontare insieme, abbiamo temi determinanti per dare risposte concrete alle nostre aziende agricole. Allora, dopo torniamo dal direttore, a questo punto mi ha tirato dentro con il discorso del Condifesa, ma come stiamo con le polizze assicurative? O andiamo ai fondi mutualistici? Ma, diciamo che entrambi servono.
Entrambi servono, diceva bene Maurizio, purtroppo in questi anni il costo assicurativo è aumentato, ma è aumentato anche perché i danni sono più frequenti. Prima l'evento calamitoso era un'eccezionalità, oggi purtroppo è diventata una costanza. E allora non dimentichiamoci che nella nostra provincia di Treviso 3 anni fa abbiamo pagato 130 milioni di euro. 130 milioni di euro di indennizzi e abbiamo pagato premi per 60 milioni di euro, cioè, ma se torniamo indietro di un anno, 2 o 3 prima, non è che abbiamo pagato poco, abbiamo pagato un anno 44 milioni, un altro anno 45, l'anno scorso sembrava un anno più tranquillo, comunque ne abbiamo pagati 35, 31 l'anno scorso. Quest'anno purtroppo questi eventi sono iniziati già da subito, perché l'altra sera abbiamo fatto un incontro nel territorio e purtroppo la grandinata è stata una grandinata diffusa, una grandinata che comunque ha creato danni su oltre 3.000 ettari. È stata una grandinata che a livello veneto è partita sulla zona di Soave, poi parte di Vicenza per passare anche sulla parte della Padovana Alta ed è entrata qui da Montebelluna in poi e dopo è andata in Friuli. Passando poi in Portogruaro, quella zona Portogruaro è andata sulla Pasiano, da quella parte là, c'è Salto, Motta. Noi abbiamo già la mappatura. Abbiamo già la mappatura. È anche vero che come sempre la grandine si sposta in base al vento, cioè non vuol dire prende delle partite, crea magari dei danni su qualche azienda anche importante, però se noi distribuiamo tutta questa rischiosità, questo asporto a livello di questi 3.000 ettari, chiaramente la percentuale del danno diminuisce di molto, però comunque è un danno. Il dispiacere nostro, e mi aggancio a quello che diceva Maurizio, è questo, che noi come consorzio diciamo ci impegniamo tantissimo per cercare di comunicare con le nostre aziende. Noi dobbiamo fare informazione, dobbiamo fare in modo di creare quel supporto e quell'apporto, e uso il termine che spesso, e lo diceva anche Maurizio prima, lo usa anche il nostro assessore: confrontiamoci e lavoriamo insieme in una finalità strutturale. Dobbiamo fare in modo che il nostro dispiacere, io lo dico sempre, che all'interno di questi 3.000 ettari ci siano aziende che magari non hanno una copertura assicurativa, perché quelle aziende che non hanno copertura assicurativa sicuramente andranno in difficoltà, forse, perché sostenere un danno che si aggira intorno a un 20-30% facilmente lo puoi anche sostenere come un equilibrio, ma quando il danno è importante è chiaro che l'azienda a fine anno si trova in difficoltà. Noi dobbiamo comunque lavorare insieme con le associazioni, con i consorzi, con la politica, per fare in modo che questo sistema sia assicurativo sia mutualistico, che nessuno dei due toglie spazio all'altro, anzi dobbiamo lavorare insieme, creare un'aggregazione tra strumenti assicurativi, e mi riferisco anche al fondo mutualistico nazionale che si chiama Agricat. Anche questo è un'opportunità, però bisogna lavorare insieme, bisogna studiare, bisogna prepararci, bisogna fare in modo di evitare che ci siano delle aziende che non si assicurano oppure non cerchino uno strumento di sicurezza, di copertura del reddito, perché gli costa troppo. Ma allora si dovrebbe arrivare all'assicurazione come per le auto? Ormai il cambiamento climatico è inevitabile, tu dovresti avere una specie di assicurazione quasi obbligatoria, minima, perché sennò poi devi andare a cercare i soldi che in qualche maniera qualcuno ti deve dare, perché altrimenti sennò chiudi l'azienda. Una battuta, perché poi dobbiamo andare avanti, questo è un argomento trattato fuori anche scaletta. Allora, se vogliamo ridurre i costi, vogliamo fare in modo di distribuire la rischiosità non in un numero limitato ma vasto. Non voglio dire obblighiamoli, però, ma facciamo in modo che l'obbligo non sia un costo. Allora, se non è penalizzante, le aziende lo accettano. Vabbè, però se tu guidi la macchina sai che può capitarti l'incidente, ecco che allora l'assicurazione ti fa stare tranquillo. Ma non sempre ti succede l'incidente. No, però se succede sei assicurato. Se ti arriva la grandinata dici vabbè, certo, comunque un minimo di reddito ce l'ho. Però questo lo trattiamo un'altra volta, perché altrimenti sennò altro che a finire alle 11.
11, finiamo a mezzanotte e mezza. Direttore Antonini, però noi l'avevamo contattata perché intanto stiamo vedendo le immagini, avete fatto la festa a Pedavena per quanto riguarda i pensionati di CIA e c'è il tema, l'avete fatto non a caso a Pedavena perché c'è il tema della montagna, della resilienza e quindi della capacità di riuscire a tenere la gente in montagna senza che poi, perché mancano servizi, perché la gente, come dire, non ha più il medico o magari non ha più un servizio sanitario adeguato, cerca di scendere nei luoghi più sicuri. Insomma, qual è il messaggio che si sente di dirci dopo l'esperienza di Pedavena? Non sento, attenzione, bisogna attivare l'audio, mi pare. Eccolo qua, dobbiamo attivare l'audio forse. Sì, mi scusi, ecco qui, non c'è un messaggio, qui dobbiamo attivare sicuramente una linea organizzativa ben chiara e precisa. Perché vede, poi quando si parla di territorio, si parla di ambiente, si va sempre alla ricerca di tutto, si va alla ricerca ovviamente dei nostri agricoltori che fanno territorio e ambiente, e quando si parla di aree interne allora là casca il problema. Perché poi le aree interne dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. 800.000 sono gli ettari, 830.000 sono gli ettari della produzione a livello veneto della SAU, superficie agricola utilizzata, di cui circa 270.000 ettari sono di aree interne. E di aree interne vuol dire boschi, vuol dire prati, vuol dire agricoltura di montagna. E allora sulle aree interne, che tra l'altro è un'agricoltura molto particolare, molto specifica, noi dobbiamo far sì che le aziende rimangano. E quindi il problema del spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione che abbiamo in quelle aree, dobbiamo far sì invece che ci sia la possibilità che i giovani si insediano, che i giovani restino in quelle aree. Ma Direttore, in che maniera possono... Direttore, la fermo un attimo perché proprio parlando di giovani, adesso dovremo avere in collegamento Luca Basso, rimangono direttore, perché qui abbiamo un giovane che fa addirittura il casaro e ci sta parlando dal Cason del Sol, che è praticamente a 2 passi dal Grappa, giusto? Intanto buonasera, Luca Basso. Buonasera. Il coraggio di, come dire, di andare in Malga, di stare quanti mesi in Malga e soprattutto di vivere la propria gioventù in Malga. Certo, io passo più o meno tutta l'estate in montagna, da fine maggio a fine settembre. Ecco, perché questa scelta, sapendo di dover vivere, diciamo, una vita quasi da eremita, e perché è una scelta che insomma un giovane può decidere di fare? Allora, la mia è una scelta perché è stata praticamente tramandata dai genitori che vivono a loro volta in montagna. Fin da piccolo mi è sempre piaciuto viverci, lavorare e vivere questa esperienza proprio di Malga. Da lì poi, da quando ero piccolo, ci ho fatto la mia professione e devo dire che mi piace veramente tanto. Non farei a cambio con altro lavoro. Ecco, però dobbiamo anche parlare di ski. Si sopravvive in montagna o si vive? Allora, devo essere sincero, la montagna è nostra, è di nostra proprietà, quindi i soldi dell'affitto che dovremmo dare al comune restano a me. Sì, si sopravvive, però bisogna, diciamo, come si può dire, fare una specie di strategia di marketing, soprattutto al giorno d'oggi, dove i principali tipo Instagram, Facebook, queste cose qua, queste piattaforme aiutano veramente tanto, secondo me. Ecco, le istituzioni danno una mano a un giovane che vuole fare una scelta come la sua, poi la lascio libero perché so ha molte cose da fare, perché in Malga si è in poche, bisogna fare tante cose. Allora, sì e no. Sì e no cosa vuol dire? Sì, perché comunque ci sono molte manifestazioni, ci sono, tipo anche questo aiuta comunque. No, perché non è conveniente, ecco. Essenzialmente. Ma quindi in termini di servizi, voglio dire, non so, internet, perché noi la vediamo perché c'è finalmente in Piazza della Banda hanno montato un ponte, ma ci sono voluti 30 anni. Cioè, adesso c'è linea internet da qualche anno, che c'è il ripetitore in cima a Grappa, da qualche anno. Acqua? Assolutamente no, come neanche energia elettrica.
Bene, grazie della sua testimonianza. Torno velocemente dal direttore Maurizio Antonini, perché questa è la testimonianza, direttore, per parlare di giovani che come dire, hanno il coraggio di stare in montagna, però se noi non li aiutiamo con servizi e anche con un supporto, metti che sto giovane voglia farsi famiglia e avere un minimo di figli, quindi mandare a scuola diventa veramente un problema se non lo seguiamo. Direttore. Sì, infatti è proprio questo, lo diceva prima il nostro agricoltore, che ovviamente oggi le difficoltà ci sono, 400 sono le maghe che noi abbiamo, ma tra l'altro abbiamo anche costi elevatissimi per molte queste maghe, quindi i comuni oggi stanno aumentando anche i costi per le maghe. Oggi fare agricoltura in montagna diventa difficilissimo perché oltre a una questione mera di redditività dell'azienda abbiamo anche una difficoltà dei servizi per questo, perché se abbiamo bisogno di una farmacia, se abbiamo bisogno di un servizio specifico, queste aziende devono fare decine di chilometri in montagna e magari sono anche chilometri molto difficoltosi da fare. Quindi gli investimenti che si devono pretendere per mantenere le montagne sono investimenti importanti che dobbiamo iniziare a fare con politiche che vanno in quella direzione, che vanno su investimenti particolari e specifici che dobbiamo fare in montagna. Ovviamente a tutto quanto questo dobbiamo dare sicuramente occhio particolare ai piani di sviluppo rurale oggi CSR, sono già dati dei piani specifici per la montagna, ma non sono ancora sufficienti perché dobbiamo dare redditività alle nostre aziende che rimangono in quei territori. E poi non parliamo della fauna selvatica perché quella è un'altra partita che apriremo altre discussioni, perché fare montagna vuol dire dare la possibilità anche alle nostre aziende di rimanere in montagna e non magari alla mattina trovarsi decine di capi morti per attacchi della fauna selvatica. Ecco, direttore, per ultimo, ma allora come possiamo far capire alla nostra politica e alle nostre istituzioni che ogni persona, ogni agricoltore che rimane in montagna non è solamente un reddito che si viene a creare perché c'è un'impresa agricola, ma c'è un presidio di territorio per cui quello che tu dai all'agricoltore è quello che risparmi una volta che ti viene giù una frana? Guardi, l'unica cosa da fare in questi casi, lo diciamo oggi in montagna, ma lo diciamo a tutti i nostri produttori agricoli, a tutte le nostre 36 DOP, IGP che abbiamo nel territorio veneto. Oggi dobbiamo dare valore ai nostri prodotti e dare valore ai nostri prodotti veneti. Quindi quando si va ai supermercati, oggi quando si va in montagna si deve andare alla ricerca dei nostri prodotti. Certo, avranno dei costi probabilmente qualcosa maggiori rispetto ad altri, ma danno garanzia e valore del nostro prodotto, perché i nostri prodotti sono sani, sono di qualità altissima, ma diamo valore anche agli agricoltori che rimangono nel territorio e che non solo producono, ma fanno ambiente, fanno paesaggio, fanno territorio. Grazie direttore, grazie al collegamento, ci rivedremo un'altra volta magari proprio per parlare di fauna selvatica, perché se apriamo anche questo tema andiamo ben oltre la mezzanotte. Grazie ancora direttore. Grazie a lei e buonasera ai telespettatori. Grazie. Valerio Nodal. Qui insomma abbiamo capito che bisogna sostenere l'agricoltura, però la si sostiene con prodotti di qualità. Quindi noi dobbiamo puntare, abbiamo visto prima i prodotti in montagna che viene organizzato da Aprolav con i prodotti di maglia, c'è anche il concorso, oppure il Casius Veneti, cioè noi dobbiamo puntare a una qualità che permetta poi la resilienza in montagna. Allora, io quando ho guardato quell'immagine, Lucio, mi veniva in mente, guarda che spettacolo. Cioè, quando vedi un'immagine, quella è una cartolina. Però c'è una differenza, bisogna vivere là. E questa è la differenza. Qui si va proprio verso il piano della Balla, non so se si vede. Per niente non la chiamano quelle zone, bisogna vivere là con le difficoltà, con quell'ambiente, perché tutto è bello da vedere quando le cose vanno bene, però è quando le cose vanno male che sono difficili da gestire, perché i problemi che abbiamo qua, in qualche modo, guarda quello lì che va a tagliare l'erba in quel posto, così le difficoltà, pensa che quello è un taglio che viene fatto perché quelle sono delle piante particolari che sono velenose per il pascolo, per cui bisogna andare a tagliarle e l'unica maniera per tagliarle non puoi andare bisogna tornare con la falce come... Allora, lei sa tagliare con la faccia?
Sì, lo so. Anche a te. Bene, allora possiamo fare un club perché secondo me è un... Lo so anche usare. Eccolo là, lo so anche usare. Ecco. No, volevo dire questo. Allora, cosa possiamo fare? Innanzitutto, quando si parla di turismo si parla di territorio. E per arricchire un territorio bisogna che il territorio sia sviluppato a 360 gradi, non con un'azienda ma con le aziende. Questo è il territorio, questo è il turismo. Noi dobbiamo fare in modo che in quelle malghe, in quelle difficoltà, con la loro passione, con la loro qualità dei loro prodotti, dobbiamo andare là a consumare. Noi dobbiamo promuovere, perché il reddito deriva da un'economia. Se noi non siamo, dobbiamo fare in modo che i nostri turisti, i nostri amici, noi stessi, quando andiamo in quelle zone, andiamo a trovare queste malghe, andiamo a fargli visita a queste malghe, andiamo a prendere un pezzo di formaggio, un pezzo di burro, che è la loro storia, la loro passione, e la trasportiamo a casa. E soprattutto è buono. È buono ed è di qualità, e conosciamo e facciamo conoscere alle nostre famiglie e ai nostri figli e ai nostri giovani le difficoltà che vedono, perché altrimenti quell'ambiente, quel territorio lo conoscono tramite un'immagine, ma il territorio non si conosce tramite un'immagine, si conosce vedendolo, praticandolo, estendola. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. La politica farà la sua parte e noi faremo la nostra, così li sosteniamo. E allora viene fuori un miele migliore portando in montagna le api? È sicuramente un miele diverso. È un miele diverso, ma è un contesto anche diverso, molto difficile. Considerate che per la montagna, ma per tutto il territorio, l'ape è considerata il più piccolo ruminante esistente. Scusa, ripeti? Il più piccolo ruminante esistente. Cioè? Perché l'ape va a bottinare su tutte le varie varietà floreali, quindi la biodiversità del territorio, e la biodiversità che esiste in montagna esiste grazie all'ape. Il mix, diciamo, di pollini presenti nei mieli di montagna è un qualcosa di straordinario per il nostro territorio. Ecco il valore del prodotto territoriale nostro, che va poi comunicato, come diceva Valerio, va comunicato al nostro consumatore, al territorio stesso, al turista che viene a visitare il nostro Veneto. Quindi quel valore aggiunto è fondamentale comunicarlo a tutti, e l'economia che ne deriva appunto da questa gestione del nostro prodotto. Ecco, da consumatore io sto capendo che bisogna puntare anche, cioè bisogna puntare ai nostri produttori, perché questo significa salubrità e qualità di prodotto, ma anche sostegno a un territorio, un ambiente. Io sto in pianura, se non do una mano a quelli che stanno in montagna, la montagna mi arriva in casa, giusto? La seconda è che i produttori devono fare sinergia tra di loro, cioè ad esempio Davide, il suo miele come lo distribuisce? Va alle catene di supermercati, va a porta, va nei mercatini? No, allora non mi appoggio alla grande distribuzione, proprio per una scelta aziendale nostra. Io punto più a una vendita diretta del mio prodotto, quindi principalmente nel nostro laboratorio della nostra azienda e nel nostro punto vendita, e poi ho una serie di punti vendita di appoggio che mi aiutano appunto nella distribuzione del prodotto. È fondamentale comunicare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti. Spesso e volentieri l'appoggio alla grande distribuzione cerca un prodotto a basso prezzo. Il prodotto a basso prezzo è sinonimo di un prodotto che ha una cura è innegabile molto più bassa, spesso di importazione, e spesso non si riesce neanche a definire la tracciabilità esatta di questo prodotto qua, e quindi il controllo nella gestione degli alveari per la produzione di quel determinato prodotto. Come faccio a capire che quello che compro al supermercato è miele e non è ad esempio melassa corretta con polline? È una cosa molto difficile, è fondamentale innanzitutto leggere l'etichetta. L'etichetta è fondamentale. Un messaggio che voglio dare, un'indicazione molto veloce, è semplicemente: acquistate da produttori locali, perché già lì avete una garanzia della produzione del territoriale. Quindi già acquistando dai produttori locali veneti che hanno prodotti di eccellenza, già quella è una forma di garanzia per il nostro prodotto. Allora, siamo arrivati quasi alla fine del secondo blocco, ma noi non ce ne possiamo andare se a metà settimana non sentiamo che previsioni ci saranno. Abbiamo parlato di cambiamento climatico, c'è stata una giornata caldissima al di fuori della norma.
so che il nostro Valerio Nadal è preoccupato già per le viti, perché qua se va avanti così veramente sarà un problema, bisognerà mettere i condizionatori lungo i filari. Non ne parliamo nemmeno per quanto riguarda le api, perché so che con il caldo soffrono in una maniera pazzesca, addirittura hanno un sistema di ventilazione interna automatica. Allora, abbiamo il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Buonasera generale. Buonasera a tutti voi. Ci dia buone notizie per metà settimana, cioè, continuiamo con un caldo che ci arroventa le giornate, oppure... Sì, un caldo straordinario per adesso, 32-33 gradi, e siamo in maggio, ancora non siamo nemmeno nell'estate meteorologica che, come sapete, inizia con il 1° giugno. È stata un'ondata di calore che si è protratta per qualche giorno, adesso sta scemando. Il pericolo qual è? Che tutto questo caldo vuol dire energia sospesa nei strati dell'atmosfera, è come della polvere da sparo. Se è tranquilla non dà problemi, ma se andiamo con una miccia, in questo caso un piccolo impulso di aria più fredda, allora si accendono le polveri, ed ecco i temporali che sono disastrosi, in primis per l'agricoltura. Sembra oggi ha fatto qualche piovigine, e questo è bene, perché vuol dire che pian pianino si smorza il caldo e quindi non c'è quello scontro improvviso forte. Certo che ancora c'è la possibilità, però vedendo le carte, vedete, ancora siamo sotto l'alta pressione, quindi ancora qualche giorno di bel tempo, addirittura poi se ne parla come cambiamento reale fra 6-7 giorni. Quell'alta pressione impedisce il passaggio dei semi perturbati, quindi non c'è ricambio di massa d'aria. L'aria staziona su di noi, si carica sempre più di umidità, di calore e quindi di energia. Naturalmente questo comporta questa situazione di pericolo. Ecco, ma dovrebbe generale... scemare, dicevamo, quindi già da domani un piccolo calo, e poi dovremmo andare sotto i 30 gradi per i prossimi giorni. Bisogna aspettare poi diverso tempo affinché le temperature riaumentino fino a oltre i 30 gradi, quindi dovrebbe passare in poche ore questa ondata forte di calore. Generale, ma giusto perché qui ho il presidente del Condifesa, che una volta era il consorzio della tempesta. Ecco, che probabilità abbiamo che nei prossimi giorni possano accadere eventi calamitosi di questa portata? Ma diciamo l'effetto massimo si va quando il calore è forte, come in questo momento. Se poi va scemando come è previsto, quindi la percentuale, il pericolo diminuisce. Però ripeto, c'è sempre il pericolo, e c'è soprattutto sulle zone pedemontane, lì dove l'aria più fresca si scontra con la massa d'aria ferma sul nostro territorio. Diciamo che c'è il pericolo, è inutile negarlo, però io sarei ottimista in qualche modo. Ecco, se continua così con questi annuvolamenti graduali dovremmo salvarci almeno dalle tempeste, però sono sempre in agguato e quindi non ci facciamo illusioni. Questa è la situazione, sai, il caldo sarà sempre più forte. Io non voglio essere allarmistico, però sai, le tendenze a qualche decennio ci danno che probabilmente poi l'inverno durerà un mese, quindi per dire che sarà sempre estate. Ma io le ho mandato una fotografia, Lucio, per dar bene l'idea di come il clima cambia e come la natura si adegua. Io, tra le altre cose, portai dal sud tanti anni fa una pala di fico d'India, che è un cactus, e lo piantai qui, e ci sono anche qui da noi, i fichi d'India, da anni. Però l'inverno bisogna coprirli, bisogna proteggerli, perché con il freddo. Io non l'ho più protetti da anni, ma sorpresa, è un paio d'anni che fanno proprio il frutto, il che veramente era impensabile qualche anno fa. Questo per dare sia una cosa semplice, un po' per alleggerire, però questa dà l'idea veramente come il clima comunque sta cambiando, no? E sta cambiando veramente in modo evidente. Le piante naturalmente di riflesso si adeguano. I motivi, l'abbiamo detto più volte, sono tutti da discussione aperta al mondo scientifico, però certamente il clima è cambiato. Ripeto, abbiamo i fichi d'India, già 2 anni che io mangio i fichi d'India fatti in giardino senza proteggere nemmeno la pianta durante l'inverno. Grazie generale. Quindi bisogna stare attenti, insomma, mi pare di capire, perché la tempesta è in agguato.
Le polizze assicurative sono già pronte, giusto? Mi preoccupa un po'. E le piogge sono poche purtroppo, perché poi questa pioggia è pure traditrice, perché se vai a fare un'analisi durante l'anno dici vabbè, ma durante l'anno è caduto, sono comunque dagli 800 ai 1000 millimetri, quindi se uno vede solo il dato dice vabbè, non è diminuita, non è aumentata la pioggia. Però la distribuzione è assurda, perché magari non piove un mese e mezzo, e poi ti piove quello che normalmente fa in un mese e mezzo, in mezz'ora, in un'ora, e diventa veramente catastrofica tutta questa pioggia in poco tempo, no? Vale sempre la regola, ripeto, scientifica, come il mio professore dice, se si va nel deserto con 100 litri d'acqua appresso, ci puoi campare diverso tempo, no? A berla piano piano, un pochino alla volta. Se ti costringono a berla in un giorno, in 2 giorni, sicuramente poi non vivi a lungo. Ecco, così noi ci danno tutta questa pioggia, la pioggia nel totale è la stessa, però la distribuzione è veramente assurda. Ormai abbiamo passano scientificamente ormai il termine, queste bombe d'acqua che provocano solo danni, non nutrono le piante perché scivolano via sul terreno. L'ideale per il terreno è quella pioggia che pian pianino penetra nel terreno, nutre le radici e fa crescere la pianta. Se arriva così forte, ma veramente come una bomba in poco tempo, e si lava via e va a ingrossare, anzi i fiumi fanno danni e la pianta ne riceve poco. Grazie generale, buona serata. Insomma, abbiamo capito, bisogna stare un po' attenti anche con il tempo. Le assicurazioni comunque ci sono, l'ombrello è aperto, le assicurazioni ci sono, la copertura c'è. Mi pare di vedere il nostro Fabrizio, perché siamo in chiusura di questo blocco. Fabrizio, preoccupato per il tempo, per queste possibili grandinate? Fortunatamente no, non sono preoccupato perché non sono un agricoltore. Se fossi un agricoltore lo sarei. Posso esserne preoccupato al massimo per la macchina, ma è tutta un'altra cosa. A proposito di questo, però, prima ascoltando la discussione mi è venuto da pensare come solo 20 anni fa, ma probabilmente anche molto meno, forse 10 anni fa, parlare di irrigazione della vite era una bestemmia. Oggi invece stiamo parlandone con dovizia di interesse. E sempre sull'acqua, sto recuperando un po' di temi che ho sentito passare. Si è prima usato come d'uso comune il termine risparmiare l'acqua. Attenzione, l'acqua va risparmiata quando è poco, parlo ovviamente dell'acqua sul territorio. L'acqua, quando c'è, va utilizzata sul territorio, perché se noi usassimo solamente la microirrigazione per le nostre piante, desertificheremo il nostro territorio. Quindi l'acqua va usata nella maniera migliore possibile, in maniera efficiente. Sull'agricoltura di montagna mi piace ricordare una frase di 2 compianti bellunesi, Renzo Franzin, scrittore, sociologo, e Sergio Reolon, già presidente della provincia, perché usavano l'accezione vivere in pendenza. Secondo me dice tutto e viene da dire provare per credere, quant'è la difficoltà di vivere in pendenza. 2 sorrisi per chiudere tutto. Prima si era parlato e mi avevi chiesto della biodiversità riguardante l'acqua. Pensate che oggi si creano anche le zone d'ombra lungo i corsi d'acqua per permettere ai pesci di trovare frescura proprio di fronte al gran caldo che sta avanzando. E chiunque vada a guardare uno sbarramento, una briglia come si chiama, di quelli che sono piccole dighe poste lungo i corsi d'acqua, vedrà spesso che queste sono anche accompagnate da una scala di risalita per i pesci, perché sapete che alcuni pesci vanno a nidificare a monte e quindi hanno bisogno della possibilità di superare gli sbarramenti che l'uomo ha creato proprio per irrigare i campi. Questo un po' a testimoniare come è cambiata la cultura idraulica del nostro territorio. Com'è cambiata Ho il tempo per 2 appuntamenti rapidissimi? Certo, vai. Scusami? Vai pure per gli appuntamenti. No, 30 secondi solo per dire, per chi fosse interessato, che come Argav venerdì sera al Circolo Argav di Arzarello parleremo proprio di gelsi-bachicoltura, nuove esperienze per il rilancio della coltura del baco da seta in Italia ed in Europa. Qualcuno ne aveva parlato prima, e ricordo anche che sabato sul Cansiglio ci sarà la prima tappa estiva di Stravedo, il nuovo progetto
dell'Atlante e delle Rive, curato da Marco Paolini. Il dato positivo è che è già tutto esaurito. I posti erano pochi, 450, perché essendo in un luogo deputato appunto alla protezione dell'ambiente non si può esagerare, però credo che questa sia una cosa importante e significativa. Così mi hai spoilerato uno degli argomenti delle prossime puntate, perché volevo parlare proprio della seta veneta, perché ho scoperto che la qualità della seta veneta è così elevata che viene utilizzata per fare garze per i grandi ustionati, oppure, come succede nel bellunese, addirittura fanno dei gioielli in oro e seta veneta dalla qualità elevatissima. C'è proprio un'azienda del bellunese che lavora in tal senso. Vabbè, comunque, se vieni venerdì da noi ne impariamo un po' tutti e due. Sì, perché poi al Circolo Vigan è il circolo poi dove ci sono tutti i giornalisti dedicati al mondo dell'agricoltura. Grazie Fabrizio, come sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana con tutti gli spunti che ci dai come sempre. Allora, siamo alla conclusione di questo blocco, dopodiché andremo all'agenda delle opportunità. Cosa pensare di questa agricoltura visto da un punto di vista di agricoltore e viticoltore, ma anche di presidente di un consorzio di bonifica e non solo? Ma io sono convinto che comunque l'agricoltura, e questo è il messaggio che voglio dare, che anche nelle difficoltà noi sappiamo gestirle. Il cambiamento climatico non lo dobbiamo subire. Il cambiamento climatico è in atto, se ci sarà questo cambiamento anche epocale, anche da noi stessi, anche come le persone, che dovremo abituarci a questo cambiamento climatico, non va subito ma va gestito. Allora nel mondo agricolo dovremo gestire, dicevo prima, l'acqua va usata, sì, però ricordiamoci che va usata per un determinato periodo, perché se manca mettiamo a rischio la nostra produzione. Perciò il ruolo che avremo tutti, noi come consorzi di difesa, consorzi di bonifica, consorzi di tutela, mi riferisco ai cittadini, tutti avremo comunque un ruolo nel gestire il futuro. Ecco, e sono convinto che questo ruolo e questo impegno ci sarà da parte di tutti, e questo ci permetterà comunque di trovare delle soluzioni come le abbiamo sempre trovate, perché il problema è l'acqua, non è solo da adesso, ce l'avevano anche una volta il problema è l'acqua, quando difficilmente anche riuscivano, era troppa però. No, ma riuscivano anche a distribuirla perché se la rubavano uno con l'altro, perché era così. Però faccio per dire, i problemi ci sono sempre, perché siamo vivi. Allora siamo qua, affrontiamo i problemi con competenza, con serenità e con impegno, lavoriamo insieme. Come ci si sente ad essere un gestore di un indice fondamentale della nostra salubrità? È una responsabilità importante, sicuramente. Cosa diceva Einstein? Diceva che poi in realtà non è proprio una sua attribuzione questa frase, ma diceva che se mancassero le api nel giro di 3 anni andrebbe a scomparire l'intera umanità. È significativo perché se consideriamo che il 70% della frutta e della verdura che noi mangiamo quotidianamente esiste grazie all'ape, ecco che ci rendiamo conto immediatamente dell'importanza di questo insetto. Allacciandoci alla domanda precedente di quello che è il nostro futuro in agricoltura, io voglio essere anche ottimista. Le difficoltà, come diceva Valerio, ci sono sempre state, sempre ci saranno a questo mondo, però bisogna essere anche ottimisti. Quindi le opportunità ci sono, bisogna lavorare con professionalità, con attenzione e soprattutto con responsabilità. E poi facciamo questo appello: quando decidete di fare il trattamento alle vostre siepi del condominio di casa, pensate sempre che se sbagliate il trattamento uccidete almeno 20.000 api. È un numero indicativo, ma che sia una o che siano 100.000, mai fare trattamenti in presenza di fioriture. Questo è un messaggio fondamentale che deve essere uguale per tutti, indipendentemente dal campo di applicazione. E quindi anche i cittadini e anche i giardini. Bene, grazie a Davide Feletti, grazie a Valerio Nadal. Adesso piccola pausa di pubblicità, vi faccio vedere ancora una volta il nostro oggetto misterioso, che come dire, è un po' particolare questa volta, dopodiché riprenderemo con l'agenda delle opportunità e Paolo Pagnani.
Ultima parte di questa puntata di Agricoltura di Sera, siamo con Paolo Pagnani e l'agenda delle opportunità. Però Paolo, intanto buonasera. Buonasera Lucio, buonasera ai telespettatori. Però non siamo soli questa volta, di solito siamo io e te, tu mi racconti delle cose, esatto. Questa sera invece hai deciso di convocare anche Giuseppe Carletta, presidente del GAL Alta Marca, il GAL della provincia di Treviso. Buonasera Presidente. Sì, buonasera, però io sento pochissimo. Adesso vediamo se riusciamo ad alzare un po' il volume, ma intanto Presidente abbiamo Paolo Pagnani qui in studio che le racconterà un po' di cose da sentire insieme. Vediamo se riusciamo a collegarci, vediamo se... Intanto Paolo, perché abbiamo convocato il Presidente Carletta? Allora, abbiamo convocato perché è un po' di tempo che parliamo di leader, fondi leader, interventi leader, approccio leader, è un po' di tempo che parliamo di GAL, abbiamo presentato i bandi del GAL e tra questi anche i bandi del GAL Alta Marca. È in pubblicazione un bando che magari dopo cercheremo di vedere o di anticipare, che è in scadenza a metà luglio, promosso dal GAL Alta Marca, ma è anche l'occasione per far vedere cosa c'è all'interno di un bando e sono soprattutto le azioni di collegamento tra soggetti diversi, i cosiddetti partenariati, quindi le collaborazioni, le reti di collaborazione. Mentre stiamo cercando di ricollegarci con il Presidente Carletta, vuoi ricordarci un attimo a noi che siamo così, ma non siamo proprio dentro che cos'è un GAL? Il GAL è un gruppo di azione locale, è un'agenzia di sviluppo locale che si occupa di gestire dei fondi comunitari che sono, come dire, paralleli ai fondi per esempio dello sviluppo rurale, quindi i cosiddetti fondi del PSR, ma che invece che essere gestiti a livello centrale dalla regione e da AVEPA vengono gestiti da una struttura territoriale che si è guadagnata, diciamo, la sua riconoscibilità perché ha presentato un progetto di sviluppo del territorio che noi abbiamo visto è il piano di sviluppo locale. E allora vediamo se riusciamo a ricollegarci con il Presidente Carletta. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Presidente. Allora, l'abbiamo convocata perché ci sono delle importanti novità, mi pare, che voi state portando avanti. Sì, noi nell'ambito della promozione del territorio attraverso i prodotti tipici abbiamo emesso un bando SRG07, cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali, comunità del cibo e della biodiversità. Questo bando è stato finanziato inizialmente con 245.000 euro, poi elevati a 340.000 perché sono arrivate 4 domande meritevoli tutte e 4 di poter essere finanziate. 4 progetti nel territorio del GAL Alta Marca. Ecco, questi progetti, per noi che abbiamo capito che ci sono i soldi e che voi finanzierete questi progetti, ma nel lato pratico che cosa finanziate? Allora, questi 4 progetti sono tutti così centrati ad promuovere attraverso dei gruppi di lavoro, chiamiamoli gruppi di lavoro, i prodotti del territorio, per cui si sono costituiti 4 diversi, chiamiamoli comunità del cibo, che opereranno da adesso fino al 2027, fine 2027, poi i progetti dovranno essere rendicontati inizio 2028. Ecco, ma queste comunità del cibo, cioè facciamo un esempio pratico, che tipo di prodotto andate a promozionare di quel territorio? Insomma, mi viene in mente, c'entra, che ne so, la castagna o il marrone di Combai, per dire? Allora, io vi comunico così 4 progetti che hanno anche un loro nome. Culmen Vallis, comunità del cibo di Combai, ente capofila Lagri Combai, tutelare, promuovere e valorizzare le antiche varietà di castagno insieme all'apicoltura, alle piante del frutto tradizionali. Poi Radici d'Uva, comunità del cibo dei vitigni storici trevigiani, ente capofila Distretto del Cibo, recuperare e valorizzare antiche varietà di vite del territorio oggi a rischio di scomparsa attraverso attività di ricerca, conservazione e divulgazione. I tesori del Grappa, ente capofila al distretto latero caseario del Veneto, mettere in rete i produttori in realtà del territorio per promuovere alcuni prodotti più identitari di quest'area, per costruire una comunità territoriale consapevole del valore delle produzioni e capace di trasformare in una leva di sviluppo sostenibile.
No, ultimo, la soppressa amica, caratterizzazione e valorizzazione della soppressa dell'alta marca trevigiana, ente capofila Coldiretti Treviso, valorizzazione della tipicità e sviluppo di nuove strategie di promozione e comunicazione per rafforzare l'identità di questa produzione tradizionale. Ecco, per questi 4 progetti dipendiamo quanto c'è a disposizione? Sono 340.000 euro, il budget per ogni progetto era massimale di 90.000 euro, quasi tutti hanno circa quasi 90.000 euro, chi un po' meno, chi un po' di comunque attorno ai 90.000 euro a disposizione per ogni progetto. Ecco, lei ha già un'idea, diciamo così, del primo appuntamento che ci vede coinvolti? Mi viene in mente la soppressa, perché a me piace molto la soppressa. Certo. Allora, tutti questi 4 progetti dovranno come prima attività svolgere un'azione di presentazione del loro progetto al territorio e alla popolazione. Il progetto di cui io, tra l'altro, essendo anche nel distretto del cibo, così partecipo e sono attivato, che riguarda le radici d'uva, per esempio, la scorsa settimana ha già fatto la presentazione del proprio progetto presso il comune di Sernaglia della Battaglia. E per avere qualche informazione di questi progetti, cosa andiamo a vedere sul portale del GAL a questo punto? Sì. Sul portale del GAL, ma ci sarà un'ampia comunicazione del territorio dove saranno spiegati appunto tutti i progetti che verranno svolti. Ogni progetto ha un suo capofila, ogni progetto ha un suo budget per poter fare la promozione di queste attività. Io citerei stasera a spiegarvi quello che è il capofila del distretto del cibo, che è importantissimo, e tra l'altro è un bellissimo progetto che raggruppa, e questa poi è la finalità più bella, perché siamo riusciti a mettere insieme ben una quarantina di entità diverse su questi progetti qua, che lavorano assieme. Per cui, per esempio, il distretto del cibo ha raggruppato un partenariato che va dal distretto più l'Istituto Alberghiero Beltrame di Italia Veneto, il CREA di Sosegana, l'istituto di ricerca, il consorzio di OCG e 4 aziende più il comune di Sernaglia della Battaglia, tutti quanti impegnati nell'attività di questo progetto. Cosa consiste il progetto? Il progetto consiste che attraverso la collaborazione di 4 aziende che fanno parte del partenariato andremo a creare un orto botanico a Sernaglia della Battaglia, dove un'azienda lo accudirà, e in questo orto botanico verranno piantate 16 cloni di viti non vinifere. L'Istituto CREA di ricerca seguirà lo sviluppo di queste piantine, ne farà il DNA, ne controllerà le malattie, e alla fine il Beltrame Alberghiero naturalmente non userà i prodotti di questi viti, perché ci vorrà qualche anno perché possa produrre, ma ci sono già esistenti alcuni prodotti già da impianti vecchi. Farà una ricerca e alcune ricette su questi prodotti del tipo le confeture piuttosto che i succhi di frutta, mentre il consorzio di OCG metterà a dimora alle spalle della sede della Villa Brandolini un vitigno sperimentale con impianto dei cultivar antichi, perché non vengano persi. E qua parliamo della Bianchetta, del Perera, del Boschera, e in più ci sarà anche uno studio sull'incrocio Manzoni, perché l'idea è quello di poterlo portare in DOCG. Alla fine ci saranno dei convegni fatti e realizzati dalla Fiera Dolza, cooperativa agricola tra l'altro ben conosciuta per la produzione del passito, e poi tutto il partenariato sarà rappresentato nella fiera del Santa Lucia di Piave e poi presso la Colosaria di Milano. Bene, grazie Presidente, purtroppo il tempo è quello che è, comunque abbiamo capito la filosofia insomma di questi bandi, ma soprattutto la filosofia del GAL. Ci risentiremo anche per gli altri progetti, uno alla volta, magari li raccontiamo tutti qui in Agricoltura di Sera. Grazie Presidente. Carletta. Grazie a voi. Grazie. Allora, questo è l'esempio pratico di quello che si è raccontato. Esatto, questo è l'esempio pratico, e soprattutto una cosa che ha messo in evidenza il Presidente Carletta è il tema delle collaborazioni, dei partenariati. C'è il CREA, che è il centro di ricerca del Ministero dell'Agricoltura, c'è il consorzio di OCG, quindi sono le istituzioni, ma poi ci sono anche le imprese.
E quindi questa collaborazione pubblico-privato è una collaborazione che ha degli effetti di lungo periodo, quindi i progetti sono fatti in questa visione per essere, come dire, calati e resistenti sul territorio. Insomma, adesso che andiamo in giro, quando andiamo a vedere, non so, mi viene in mente a Miane che ci sono già degli altri progetti finanziati dai GAL, quando vediamo la scritta GAL vuol dire che c'è questa sinergia. Dietro c'è sicuramente un'impresa o un ente pubblico, ma in progetti di questo genere invece imprese ed enti pubblici o enti pubblici tra loro si mettono assieme per fare un progetto ancora più strutturato. E soprattutto per mettere a frutto i soldi che vengono messi a bando, che non finiscano in maniera strana, ma vengano veramente calati sul terreno. Hai qualche minuto, hai qualche novità veloce? Okay, allora qualche minuto, giusto per accennarla, perché sennò qualche minuto, allora, mi levano l'acqua, come dicono. Rimaniamo a casa del GAL Altamarca, parte il bando ISL 02, attività extra agricole, terza edizione. Lanciamo subito il fatto che ci sono degli incontri sul territorio, l'8 giugno a Pieve del Grappa, quindi nella parte destra a Piave. Ma le riproporremo anche settimana prossima. Il 15 giugno a Vidor e poi ne parleremo ovviamente nella prossima puntata, perché abbiamo già preparato una scheda di presentazione del bando, ma ne parleremo. Però intanto lanciamo. E intanto abbiamo fatto capire in maniera pratica cosa significa il GAL, per cui grazie per aver dato lo spazio più al Presidente Carletta che non a te stesso. Detto questo, si chiude qui questa puntata di Agricoltura. Come sempre, Agricoltura di sera, abbiamo cercato di raccontarvi un po', diciamo, dell'attualità agricola dei nostri territori, per riflettere, per capire, sia dalla parte degli imprenditori agricoli che ci hanno seguito che anche dei consumatori, perché come dico sempre, i soldi servono per mangiare, ma i soldi non si mangiano. Vi lascio con questo attrezzo particolare, che è stato l'attrezzo misterioso, l'oggetto misterioso di questa puntata, che ve lo racconterà direttamente il nostro Bastian Contrario, ovvero Aldo Cescon. Grazie a tutti voi per l'attenzione, ci rivediamo mercoledì prossimo. Buonasera signori, partiamo già bene stasera. Avete visto sto attrezzo qua? Questo qua serve per castrare i cavalli, i buoi, ma va bene anche per persone, soprattutto qui che assassina e ave col vento. È ottimo, un colpetto casca il sacchettino, non fa più mai anni. Con questo signori c'è un spunto da sta roba, c'è una roba impressionante sentire che oggi uno fa un trattamento del genere. Probabilmente c'è sta anche suggerito da qualche altro, perciò che ne si pide uno che merita passare per questo tipo di brevetto qua. Non si può, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, attentissimi. Se è anche vero che non so più buon capire niente, non ho mai visto trattare video ogni 3 giorni, mi qua vedo ogni 3 giorni tratta i vigneti. E sì che se veniva qualche piova, ma che sia anche dei bei giornali. Non riesco a capire questo accanimento, svolare gli schei, scarsea qui che ha ancora i ciappali. E dopo parliamo dell'acqua. Se 3 dice che se il sole già bisogna mettere la goccia, i palla già di goccia, mi si preoccupa mia di fermarla. Che ho udito non so quante volte ancora quest'inverno che bisogna recuperarla l'acqua. Dopo, sono perfettamente d'accordo che va razionata, sono perfettamente d'accordo che non si può buttarla via. Ma bisogna avere l'acqua, se anche qualcosa va via, cosa volta che sia, non succede niente. Però se ti si senza acqua, cavolo, cosa è che ti fa senza acqua? Che è una fonte di vita per noi. E dopo cosa io concludo col discorso del fotovoltaico. Mi viene da ridere a sentire che adesso sulla nostra pianura da venire piantare fotovoltaico perché non si c'è più niente a seminare i cereali. Cari signori, bisogna che pensiamo, se stiamo un poco attenti, che se tanti stati che sono in guerra per andare in cerca di terre rare e noi abbiamo la terra rara perché qui è terra fertile dove che noi possiamo seminare, piantare quello che vogliamo. E verrà un giorno che a me serve perché di sto passo qua con l'aumento della popolazione mi puoi dirmi che i cereali che li metterà per sempre. Un giorno venirà in ginocchio a domandarmi se che do un chilo di formento per fare il pan. Venirà ste robe.
Perciò a terra vai salvaguardata, guai a Dio da mettere che solo fotovoltaico, che se tanti di chi capannoni montagne e montagne di metri quadri che se poi metterlo sola. E là serve anche la corrente, perché poi i campi la serve mia la corrente. È una roba impressionante sentir dire, mi ho visto che se te passi su qualche colina, te ciappi fino un tremo, che te vedi una destinata di fotovoltaico. Ma se un scempio, una roba che non sta né in cielo né in terra, vuol dire vergognarsi di abitare qua, a vedere queste robe qua. Io non so mica più come dirvelo e non so più come neanche fare, però, cazzo, tutti quanti vanno in cerca di comprare la terra per poter un domani essere autosufficienti e noi dobbiamo piantare il fotovoltaico, no. Questa è una roba che non sta né in cielo né in terra e con questo mi vi saluto. Ma vi auguro soprattutto a qui che questa roba, chi ne mangia un po' di corrente del fotovoltaico, perché qui che ne la mangiana sbogonata che basta per tutta la vita, non mica più fame del fotovoltaico. Se è una roba che non sta in cielo e in terra, in qualche posto può stare, ma basta però. Che abbiamo case, che abbiamo capannoni, che abbiamo di tutto, basta. Che abbiamo rovinato, che abbiamo fatto capannoni, che abbiamo fatto case, che abbiamo fatto territorio, che ne abbiamo desfana montagna. Continuiamo ancora perché la strada è A e crediamo di aver capito qualcosa. No, siamo quattro suche. E se non savi, buonasera a tutti intanto. E su che dai por sei. Buonanotte.